tutti, un benvenuto a questa seconda edizione di Eco Day Conegliano e un grazie naturalmente per essere qui, un grazie a istituzioni, autorità che sono state invitate, ai cittadini e a tutti gli interessati che partecipano a queste 2 ore, un'oretta e mezza di discussione sui temi green. Quando Confartigianato Imprese Conegliano ha pensato di rinnovare questo primo appuntamento che ormai è occorso già da 2 anni, avevamo qualche difficoltà perché ci trovavamo in un momento molto impegnativo dal punto di vista delle iniziative e delle cose che dovevamo fare. Siamo andati quindi dalle imprese, dalle categorie, dai nostri associati a chiedere: ce la facciamo, ci proviamo, e abbiamo avuto una risposta assolutamente positiva in questo senso. Quindi questo per dire che se in passato l'attenzione dell'impresa, della società civile, dopo gli anni 70, per quelli che sono i temi legati a inquinamento, spreco e risorse, non era forse in cima all'agenda delle priorità, è un sentimento ambientalista che è cambiato, e quindi restituire a un territorio che non ha avuto le cure che avrebbe dovuto avere in passato è una cosa che ci siamo sentiti di fare, un messaggio quindi etico e morale da parte anche delle nostre imprese. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto prima di tutto iscrivendo questa iniziativa al portale sulla settimana della mobilità sostenibile europea, perché da oggi parte questa settimana con tutta una serie di iniziative a livello europeo, e ci siamo anche noi con questa fase formativa, culturale e di interessamento a tutti i cittadini, a tutti i fruitori di mobilità e di energia. È anche l'occasione questa per, vedremo poi, iscrivere tutte le nostre aziende che si occupano di green in un portale, ecodei.eu, nel quale troviamo i nostri soci, in particolare quelle aziende che spingono per essere vicini all'utenza su questi temi, sia come consulenza, manutenzione e installazione. Quindi un grazie ancora a tutti quanti, un grazie a Confartigianato Marca Trevigiana, che è sponsor principale dell'iniziativa, e alla Banca Prealpi che ci ha dato una mano in questo senso. L'amministrazione comunale ci ha concesso lo stabile e ci ha aiutato a portare avanti queste tematiche. È sicuramente un'amministrazione sensibile a questi temi, e quindi un grazie ancora a loro. Passo la parola al sindaco, che so che è molto impegnato questa mattina, per un saluto, e grazie ancora. Buongiorno a tutti, un ringraziamento particolare a Severino, perché insomma non è mai facile organizzare convegni di questo tipo. Un ringraziamento anche a Energo Club. E quando abbiamo pensato assieme, mi ha proposto di fare questa giornata, pensiamo proprio che il posizionamento migliore fosse all'interno dell'Expo. L'Expo porta a Conegliano quasi 100.000 persone, ma se ha una formula consolidata da 42 anni, secondo noi mancava un po' una serie di convegni come questo, per cui penso che sia importante. Vedo anche il risalto che ha dato la stampa a convegni che parlino di green, a convegni che parlino di mobilità sostenibile, anche perché questo è l'unico futuro possibile. Noi possiamo dire quello che vogliamo, ma il futuro in cui si va e la direzione che si deve prendere è questa. E la cosa che mi piace quando giro nelle scuole è vedere la sensibilità che hanno i giovani rispetto a un tema che per noi è un tema da approcciare, no? Quando tu cresci con una cultura di un certo tipo, puoi renderti conto che la direzione da intraprendere è un'altra, ma bisogna che tu entri in quest'ottica, elabori il tuo pensiero e comunque non lo vivi mai pienamente. Invece se noi insegniamo ai ragazzi che la sostenibilità ambientale è il primo punto all'ordine del giorno di cui devono fare un master nella loro vita, crescono con dentro questo. E c'è la differenza, è come quando siamo andati a insegnare la raccolta differenziata nelle scuole. È stata la cosa fondamentale. Vedo qua Loris Bagliana, che insomma è uno dei fautori di questo, perché poi erano i bambini prima di andare a casa a spiegare ai genitori cosa bisognava fare, perché se aspettava a noi sicuramente ci avremmo messo altri 100 anni, però loro avevano questa sensibilità, e anche verso la sostenibilità vedo che loro ce l'hanno. Ieri
Severino, una nota un po' così, di colore, mi ha prestato il monopattino elettrico, a parte il fatto che fortunatamente sono ancora qui e questa è una cosa importante, però girando per la città, mentre una volta avrebbero riso di una cosa buffa, la gente fermava e diceva bravo sindaco, dovremmo pensare veramente ad utilizzarlo anche noi, ma lo dicevano sinceramente. Io penso che se l'avessimo fatto 6-7 anni fa avrebbero fatto 3 foto da mettere sul giornale per dire che una persona voleva farsi vedere o che comunque eravamo tutti impazziti. Ecco, questo è il cambio di marcia che dobbiamo fare. Dobbiamo farlo tutti, ma crederci fino in fondo, perché se facciamo i convegni e poi non ci crediamo per primi quando usciamo, fondamentalmente resta un bel esercizio, però nulla di più. Ecco. Vi ringrazio per averlo fatto, spero che si faccia di anno in anno, perché dovrebbe diventare un appuntamento fisso nel quale anche analizzare il mutamento che c'è stato e l'evoluzione che c'è stata di anno in anno. Perché un anno su questo tema qua vale molti anni di altri ragionamenti, perché si evolve talmente in velocità che secondo me avremo un futuro green, spero, in modo molto veloce. Ripeto, non avremo opportunità diverse. Cioè, o lo facciamo in maniera molto veloce, e siamo già in ritardo, e pionieri come voi magari poi lo spiegano da anni e sembravano predicatori nel deserto. Oggi invece vi danno ragione, ma darvi ragione non vi basta, penso che vogliate vedere i passi concreti. Buon convegno a tutti, buona giornata, non mi fermo purtroppo perché l'Expo chiama, ma grazie di averlo fatto oggi perché per noi era fondamentale. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie Fabio, ci contiamo per i prossimi anni. Invito Vendemiano Sartor, Presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, per un breve saluto. Grazie. Grazie Severino, grazie di questo appuntamento. Ricordo solo che Confartigianato è impegnata in tutta la filiera, oggi è in mandamento con l'appoggio della provinciale, ma c'è anche la federazione che è qui rappresentata dal segretario dottor Giacomin, ma anche a livello nazionale, per esempio con la convenzione che abbiamo con la federazione ciclistica. Quindi il tema dell'economia circolare, il tema delle energie alternative, del risparmio energetico, sono temi che all'interno del nostro sistema trovano non solo attenzione ma anche concretezza in alcune azioni, perché è chiaro che oggi parliamo magari della mobilità, ma noi che abbiamo un sistema complesso delle categorie, questo tema lo vediamo anche all'interno delle altre categorie, soprattutto magari anche sul settore delle costruzioni. Ricordo l'impegno anche che la nostra federazione ha messo con la regione per il consumo zero del suolo, quindi una serie di azioni che naturalmente hanno il compito di informazione per i cittadini e per gli utenti, ma hanno anche il compito di formazione per i nostri soci, per i nostri operatori, perché credo che sensibilizzare su questi temi sia anche un elemento che porta poi a capire dove le imprese possono posizionarsi per avere un loro futuro. Credo che questa sia la questione. Dico solo due brevissime cose. Primo però, cerchiamo di questi processi di governarli e non di estremizzarli, perché altrimenti corriamo il rischio, se demonizziamo quello che è stato fatto fino adesso, soprattutto sull'auto, noi corriamo il rischio di mettere in crisi un sistema finché non ne abbiamo creato un altro. Quindi i processi vanno ragionati, governati e parallelamente scenderà una parte e crescerà l'altra, altrimenti i traumi portano morti. Questo è il tema. Abbiamo visto anche per altre ragioni che il settore dell'auto, che è molto radicato anche nei nostri territori, se viene demonizzato porta crisi, e credo che non sia positivo, perché prima di avere anche le alternative bisogna creare un mercato che oggi non c'è. Quindi credo che andare avanti, però nel frattempo cerchiamo anche di non distruggere quello che è stato fatto. Seconda questione, io credo che ci sono anche degli operatori che dobbiamo stare attenti a preparare anche l'energia necessaria se parliamo di elettrico, no? E quindi credo che sia da lavorare in due direzioni. Si vogliono i grandi operatori, perché evidentemente il sistema altrimenti non regge, ma credo anche che puntare a un sistema di micro e piccole produzioni possa essere anche integrativo al sistema. Quindi noi stiamo molto sponsorizzando all'interno delle ristrutturazioni, degli ampliamenti, utilizzando anche gli incentivi che il governo dà, perché se uno mette a posto una casa, magari metterci anche
2 pannelli e mettersi anche una spina per l'eventuale auto elettrica in fase di costruzione complessiva è un vantaggio che poi ha complessivamente. Quindi credo che su questo dobbiamo insistere, e incontri come questo credo siano utili per governare il sistema e per far sì che dalle parole si passi ai fatti che già magari in qualche realtà ci sono. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi Emiliano. Vado a presentarvi adesso i 2 tecnici che ci aiuteranno a condurre la mattinata, scusate. Il professor Massimo Rossetti, che è un docente del UAB di Venezia e che farà da moderatore per l'incontro, e l'ingegner Gianfranco Padova, che è anche presidente di Energo Club, che ci ha aiutato a imbastire la cosa, che introdurrà insieme al dottor Rossetti la mattinata. Grazie ancora. Bene, mi sentite? Ci sente? Bene, allora, intanto ringrazio Confartigianato per aver dato questa opportunità di conoscere i temi legati alla elettromobilità. Confartigianato Imprese di Conegliano è parecchio sensibile, però è anche vero che anche le altre Confartigianato trevigiane sono molto attente a questo tema, tant'è che tra i relatori ci saranno anche altri esponenti di Confartigianato. Cosa volevo dirvi come introduzione? Io non volevo fare un discorso eccessivamente accademico, anche perché immagino che ci siano molte domande che ognuno di noi si pone per il prossimo futuro, e quindi io cercherò in qualche modo di delineare i problemi che il futuro ci sta prospettando attraverso questo grafico. È un grafico che riassume un po' la situazione sia del mondo dell'energia e soprattutto poi del mondo dei trasporti, che sono strettamente intrecciati. Qui vedete che ogni pallino è un aspetto importante del nostro futuro. La dimensione del pallino indica l'importanza, quindi un pallino piccolo ha meno importanza di invece un pallino, un cerchietto grande. Dopodiché vedete che ci sono alcuni colori. Questi colori indicano l'incertezza politiche e le critiche, diciamo, e le incertezze critiche per il nostro futuro. I cerchietti arancioni sono diciamo, indicano i temi su cui il governo e le strutture stanno lavorando in questo momento, quindi sono impegnati su questi temi. I cerchietti blu invece sono delle priorità che indicano dei temi, degli argomenti che non fanno dormire le persone, cioè i nostri tecnici, i nostri stakeholders, i nostri portatori di interesse nell'ambito dell'energia e dei trasporti hanno qualche problema ad affrontare questi temi. Come vedete, questi cerchietti sono posizionati in un grafico dove in ascissa c'è l'impatto, cioè l'importanza che quell'argomento ha per il nostro futuro, e in ordinata, quindi nell'asse verticale, l'incertezza. Quindi il posizionamento del cerchietto indica anche l'incertezza con la quale quel tema viene affrontato. Ecco, tra i temi, diciamo, su cui si è impegnati c'è la politica energetica. In breve, noi dipendiamo dal petrolio e diciamo
derivati per il 74%, cioè il 74% del nostro fabbisogno è coperto da queste fonti energetiche, di cui il 43% dal gas naturale. C'è un tentativo di diversificazione tramite degli accordi con altre nazioni e con la Russia. Quindi sono tutti temi che sono sul tappeto, sul tavolo di lavoro di molti esperti e anche politici. E questo è un tema su cui ne sentiremo parlare. Un altro tema importante che è d'attualità è l'integrazione delle reti informatiche, reti energetiche. E qui ci sono nuove tecnologie che stanno affermandosi, come la blockchain, che permetterà la transazione tra produttori, anche piccoli produttori di energia. Sarà possibile quindi per una famiglia che ha un proprio impianto fotovoltaico, in futuro, quindi il prossimo futuro, sarà possibile vendere l'energia in surplus anche al vicino di casa che non ha magari l'impianto fotovoltaico. Questo sarà possibile proprio con l'utilizzo di alcune tecnologie che si stanno affermando, insieme alla Internet delle cose, quella che come sigla è IoT, e l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sarà possibile, ci consentirà la guida autonoma, ci consentirà l'interazione molto diffusa e rapidissima con tutti gli oggetti che sono immessi in rete. L'altro aspetto importante rientra tra gli argomenti d'attualità, sono legati all'accumulo dell'energia. L'energia rinnovabile, ad eccezione dell'idroelettrico e del geotermico, tutte le altre forme, quindi dal solare all'eolico, hanno grossi problemi di continuità, di uniformità di produzione nel tempo. Questo dà luogo a dei problemi sulla rete e questi problemi possono essere smorzati, ridotti, solo pensando a dei sistemi di accumulo distribuito. Parte di questi accumuli saranno fissi, cioè dislocati nelle strutture produttive o anche residenziali, ma alcuni di questi accumuli saranno mobili e saranno le nostre auto, le auto che faranno da accumulo per la rete. Sarà domani possibile per le auto non solo attingere l'energia dalla rete per la ricarica, ma quando è collegata sarà possibile anche per le auto la vendita dell'energia alla rete. Quindi sostituiremo un po' gli accumuli idroelettrici con gli accumuli attraverso il parco veicolare. Poi ci sono sicuramente delle innovazioni e su questo c'è molto da lavorare perché l'innovazione include anche alcuni elementi di assoluta novità, come la guida autonoma e soprattutto poi l'utilizzo dei mezzi pubblici in modo tale da poter ridurre i mezzi di trasporto individuale. E quindi quello che vedete su in cima è un'esperienza che verrà realizzata probabilmente a Padova, ma che ha interessato delle aziende americane, tant'è che l'inventore si è trasferito nella Silicon Valley proprio per sviluppare questa idea a livello industriale. E poi c'è la politica di coesione con l'Unione Europea che viene in qualche modo stimolata attraverso le fondi che verranno messi a disposizione delle varie nazioni. Sono centinaia di miliardi di euro che saranno erogati nei prossimi anni proprio per favorire la coesione tra le nazioni, quindi la possibilità di scambiare energia tra nazioni oppure dare la possibilità a chi ha un'auto elettrica di andare in un altro paese o permettere all'Italia di ricevere
dei visitatori con l'auto elettrica senza avere problemi di interfacciamento, di pagamento, di ricarica. Poi c'è un discorso generale che riguarda un po' che è legato un po' anche al tema che abbiamo visto prima del blockchain, e la digitalizzazione e la sicurezza. Cioè tutte queste transazioni devono essere sicure perché sono, per così dire, elementi critici del nostro vivere, e quindi sentiremo parlare spesso anche di questo legato proprio allo sviluppo di nuovi mercati, nuovi modelli di mercato. Bene, EcoDay è qui, ha quindi uno scopo che è quello di dare tutta una serie di informazioni diciamo su vari temi, e quindi parleremo di mobilità dolce e elettromobilità, parleremo di sviluppo delle ciclovie e di alcune iniziative che la FCI, la Federazione Ciclistica Italiana, sta mettendo in piedi. Parleremo del passaggio della mobilità a combustione interna verso la elettromobilità, fatta con motori elettrici, con batterie e in futuro anche con idrogeno dotato di fuel cell, cioè di celle a combustibile. Parleremo di generazione di elettricità diffusa nel territorio, parleremo di sviluppo delle infrastrutture di ricarica, quindi le colonie di ricarica sia domestiche ma anche pubbliche. Parleremo di innovazione nei trasporti e negli edifici, e poi appunto quel tema che vi dicevo di integrazione tra le reti e il parco veicolare. Qui avremo, quindi ci aiuterà in questo, una serie di relazioni, di presentazioni che adesso diciamo, vedremo in dettaglio. Ecco, in particolare la dottoressa Daniela Isetti della Federazione Ciclistica Italiana, che presenterà diciamo, le iniziative in corso. Purtroppo devo dire che c'è stata una defezione della Regione Veneto, perché i 3 assessori che sono stati invitati non hanno trovato il tempo per esserci, e quindi quello che posso dire è che la Regione Veneto ha parecchie iniziative nell'ambito della elettromobilità, nell'ambito dell'utilizzo diciamo, degli accumuli e delle stazioni di ricarica. Eventualmente chi fosse interessato a questi temi ci può contattare, e troverà poi anche nel sito di EcoDay una serie di informative a riguardo. E poi ci sarà un intervento di Luca Lava, di Confartigianato di Oderzo e di Revive, che presenterà diciamo, una indagine che è stata fatta qualche tempo fa su tutte le colonnine pubbliche di Treviso. Ci sarà poi il dottor Stefano Busolin di Ascotrade, che ci parlerà di sviluppo delle infrastrutture di ricarica a Conegliano, in provincia di Treviso, ma più in generale nel Veneto, visto che diciamo, è un nuovo argomento, tema che stanno affrontando. Ci sarà poi un intervento non tanto di Adriana Bergamo, ma del suo collaboratore, che è Enrico Vescovo, che parlerà del progetto Emoticon e di un caso pilota che è stato affrontato in questo progetto, che è proprio Conegliano. Questo purtroppo saltato è una relazione che ci tenevo in particolare perché ci permetteva di capire un po' dov'è l'idrogeno in questo discorso. E c'è, la cosa sta procedendo, anche con parecchi punti di interesse. Ne faremo oggetto di un'informativa nel portale EcoDay. Poi alla fine avremo l'intervento di Cristina Codicchioli, che è responsabile di progetti UE per la RSE, per il sistema ricerca sul sistema energetico, collegato quindi al GSE, dove vedremo quindi scenari futuri sulla elettromobilità. Bene, a questo punto qui io ho terminato la mia presentazione, passo la parola adesso al professor Massimo Rossetti,
che ci farà un cappello diciamo, introduttivo della mobilità o problemi di trasporti legato in un contesto un po' più ampio che riguarda anche l'efficienza, l'efficientamento energetico e quindi il residenziale, sia commerciale e industriale e sia privato. Grazie. Bene, grazie a tutti, buongiorno prima di tutto, grazie a Confartigianato, a Severino Del Bo in particolare per l'invito, grazie a Gianfranco Padovan e a tutta Energo Club appunto per avermi invitato a questa manifestazione. Devo dire che vedere una sala piena di domenica mattina col sole su questi temi è già questa una soddisfazione, anche personale, perché questi sono temi, quelli dell'efficienza energetica, dei quali mi occupo da ormai tanti anni, e devo dire che probabilmente non è ancora abbastanza, perché come ha detto prima Italiano Sartor, siamo in una situazione di insieme, cioè bisogna che cerchiamo di inquadrare le singole situazioni, quelle legate alla mobilità, alla residenza, al settore civile, all'agricoltura, ai trasporti in generale, in un sistema d'insieme che c'è poco da fare, ci riguarda tutti quanti, non indirettamente ma direttamente, e non alcuni paesi di più, alcuni paesi di meno. Ci riguarda tutti quanti perché lo scenario è abbastanza difficile. Allora, comincio con un inquadramento generale. Questo è un sito abbastanza autorevole perché si tratta del sito dell'ESA, European Space Agency, cioè è la società, è l'agenzia spaziale europea che all'interno delle proprie attività monitorizza il pianeta, cioè fa un lavoro di rilevazione di dati per quello che riguarda dati sensibili del pianeta, che possono essere i raggi UV, l'ozono, le temperature, le maree, cioè tutto quello, una specie di emocromo. Cioè, così come noi ci facciamo l'esame del sangue, cerchiamo di capire il nostro colesterolo, l'emoglobina, i globuli bianchi e così via, come siamo messi, così viene monitorato il pianeta da un punto di vista di salute. E una delle immagini che probabilmente alcuni di voi conoscono è questa, ed è la presenza di un gas che è NOx, cioè è il diossido di azoto, che è un gas di origine antropica. L'origine antropica significa che viene prodotto dalle attività dell'uomo. Non è come il metano viene prodotto da attività biologiche, è un gas serra tra l'altro, tra i peggiori. Questo è un gas di origine antropica e viene prodotto dalle attività dell'uomo. Le zone blu e azzurre più le blu sono zone tutto sommato a posto, dove non abbiamo problemi di inalazione di questo gas. Le zone rosse sono quelle peggiori. Le zone rosse sono quelle dove vedete per esempio la Cina, la fabbrica del mondo, per capirsi. Io non credo di avere un solo giocattolo a casa di mio figlio che non sia made in China da quelle parti. C'è tutta la zona dei Grandi Laghi e della East Coast
statunitense, poi si vedono dei puntini rossi tipo la zona di Johannesburg oppure la zona dei parti dell'India e così via. Poi se facciamo un focus, uno zoom sull'Europa, vediamo quello che una volta, non so se si chiama ancora, si chiamava Benelux una volta, Belgio, Olanda, Lussemburgo, ecco quella zona lì, Mosca, la zona di Londra e poi i grandi agglomerati urbani. E poi c'è quel triangolino vicino che è la pianura padana. Ora la pianura padana è probabilmente in Europa la più simile, la più vicina idea di megalopoli, non tanto per la densità quanto perché da Torino, cioè dalle Alpi occidentali fino praticamente alla parte esterna del Friuli, è quasi una pianura senza soluzione di continuità urbana. Cioè è chiaro ci sono città più grandi, però tra una città grande e l'altra non c'è spazio libero, c'è quasi una continuità urbana, il che la rende, e parliamo di 20 milioni di persone più o meno, il che la rende una zona ad alta urbanizzazione. C'è un altro problema però, che è anche una zona molto agricola ed è molto allevamento, quindi quell'area lì noi non solo la respiriamo, ma la beviamo e ce la mangiamo poi. Quindi è una zona con un livello di inquinamento alto. Non solo. Allora, probabilmente molti di voi conoscono la giornata del debito ecologico. La giornata del debito ecologico è quel giorno che cade durante l'anno dopo il quale noi andiamo in debito rispetto alle risorse che il pianeta mette a nostra disposizione. Il pianeta produce risorse, legno, acqua, aria. Se noi andiamo oltre la data, consumando le risorse che per quell'anno il pianeta ha messo a disposizione, noi erodiamo il capitale che abbiamo. È un po' come se noi finissimo lo stipendio prima del fatidico 27, lo finissimo un giorno il 24, l'anno dopo, il mese dopo il 22, il mese dopo il 19, noi o abbiamo qualcosa da parte, o abbiamo qualcuno che ci aiuta, o siamo nei guai. Chiaro? Allora l'Earth Overshoot Day, cioè la giornata del debito ecologico, purtroppo ogni anno cade sempre prima, il che vuol dire che noi stiamo finendo lo stipendio sempre prima, anno dopo anno. Nel 2011 era il 27 settembre, nel 2012 era il 22 agosto, nel 2013 era il 20 agosto, nel 2014 il 19 agosto, 15 13 agosto, 16 8 agosto, 17 2 agosto, 18 1 agosto, 19 29 luglio. Significa che dal 29 luglio di quest'anno noi abbiamo finito lo stipendio, che vuol dire che non abbiamo un beneficio di risorse messe a disposizione dal pianeta che arrivano da quest'anno, ma dobbiamo consumare quelle che abbiamo da parte. Questo è l'andamento della giornata del debito ecologico negli ultimi decenni. C'è stato un tempo in cui noi eravamo bravi, noi consumavamo non più di quello che potevamo permetterci, e c'è stato un periodo che corrisponde alla prima metà degli anni 70 nei quali abbiamo cominciato a consumare lo stipendio prima che arrivasse, ed è più o meno quel periodo che vedete lì, attorno al 75, dopo la crisi del 73, la crisi del Kippur, la crisi, le domeniche a piedi. Io credo di aver avuto 5 anni, ma insomma mi ricordo quando la domenica non si usciva in automobile, perché erano le domeniche a piedi. La prima vera famosa crisi energetica. Da quel momento in là noi abbiamo cominciato a utilizzare più risorse di quelle che potevamo, e c'è chi ha cercato di calcolare quante siano queste risorse. È circa un pianeta,7. Allora, questi sono dati, scusate, faccio una piccola digressione, questi sono fatti, queste non sono le opinioni di Massimo, di Gianfranco, di Severino, questi sono fatti, questi sono dati di studi, ricerche autorevoli presi da enti, associazioni autorevoli, dei quali noi possiamo anche girare la testa dall'altra parte, ma non è che spariscono i dati, per capirsi. Allora, quello che vedete sulla sinistra è quanti pianeti Terra sarebbero necessari se la popolazione mondiale vivesse come. Allora, se tutta la popolazione mondiale vivesse come, e qui sono rimasto basito, perché il testa della classifica c'è l'Australia.
io me la immaginavo un paese, un esempio di virtuosità, e evidentemente non è così. Se tutti vivessero come, avessero un tenore di vita come l'Australia, avremmo bisogno di 5,2 pianeti. Se vivessero come gli Stati Uniti, 5 pianeti e così via. Se tutti sulla Terra vivessero come l'Italia, avremmo bisogno di 2,6 pianeti. Io direi che possiamo fare meglio. Chiaro, l'India 0,6. Pensare che si debba vivere come in India è un errore, perché c'è una questione di dignità, una questione di dignità sociale, una questione anche di qualità della vita, e chiaramente parliamo di un paese con più di 1 miliardo di abitanti dove buona parte non ha una qualità di vita dignitosa, per cui non dobbiamo arrivare a quel punto. Dobbiamo cercare di mantenere il più possibile una qualità di vita senza necessariamente sprecare quello che abbiamo. L'altro, la tabella indica 1,7 come paesi, scusate, come pianeti necessari al ritmo attuale di tenore di vita generale. L'altra tabella arriva alla stessa conclusione, per ciascun paese quanti ne servirebbero per soddisfare la domanda di risorse naturali dei propri cittadini. Il che vuol dire che, dato una dimensione di un paese, quanto più grande dovrebbe essere questo paese per avere sufficienti risorse per i propri abitanti? Bene, per venire incontro alle esigenze degli abitanti del Sud Corea ci vorrebbero 8,8 Sud Corea. Italia avremmo bisogno di 4, l'Italia sono circa 350.000 km quadrati, vado a memoria, ma più o meno questo è l'ordine di grandezza. Avremmo bisogno di un'Italia probabilmente di 2 milioni di chilometri quadrati, con le risorse di un territorio di 2 milioni di quadrati, per venire incontro al nostro fabbisogno. Insisto, possiamo fare molto meglio. Anche qui, mondo intero 1,7. Allora io scoprono ogni tanto dei pianeti anche relativamente vicini su scala geologica di 11 milioni di anni, 11 anni luce, 20 anni luce, un niente su scala geologica. Per l'Homo sapiens 11 anni luci sono un tantino, quindi io non ho fiducia nel fatto che prima o poi i nostri discendenti arriveranno da qualche parte. Va benissimo, per adesso però possiamo contare su un pianeta soltanto. Sviluppo sostenibile, velocissimo, non esiste una norma che indica la definizione ufficiale di sviluppo sostenibile, esiste però una definizione universalmente accettata, quella del rapporto Brundtland del 1987, quella signora che vedete là in alto è l'ex primo ministro finlandese che gestì la commissione che definì sviluppo sostenibile uno sviluppo che cerca di soddisfare le esigenze e aspirazioni del presente senza compromettere le possibilità di poterle soddisfare in futuro. E se io fossi le 2 o 3 prossime generazioni, rispetto a questa generazione avrei qualcosa da dire, perché ci stanno dicendo dovete gestire questo pianeta in maniera tale che quando arriva a noi sia in condizioni, non dico migliori, ma sicuramente non peggiori di quelle in cui l'avete trovato voi. E chiudo, ma quanto sono questi consumi? Beh, questi sono dati elaborati da Eurostat, altra fonte ovviamente autorevole. Al 2016 parliamo del maggiore ovviamente contributo, penso che lo sappiate, in Italia 39,4 usi civili, quindi costruzioni, e dopo 32% trasporti. La cosa un po' preoccupante è che se noi andiamo al 90, quindi quasi 30 anni fa, le costruzioni consumavano meno, 29%, i trasporti meno, 29%, il che vuol dire che è molto meno l'industria però ha avuto un periodo di crisi molto forte, lì in quella fetta c'è anche il calo di produzione, chiaramente, e quindi il calo di consumi energetici legati al calo di produzione. Però chiaramente gli altri 2 sono aumentati e secondo tutti sono quelli su cui intervenire, perché ovviamente devi intervenire sulle fette dove il consumo è maggiore. Se qualcuno avesse qualche dubbio, non è che in Europa stiamo complessivamente meglio, perché parliamo del 38,1% per quello che riguarda gli edifici e del 33,3% per quello che riguarda i trasporti, i consumi finali di energia per settore in Europa. Ecco, un terzo quasi un 40%, 38% è dovuto agli edifici, un terzo pieno è dovuto ai trasporti. Quindi credo che la giornata di oggi sia da non solo
considerare molto importante per quello che riguarda i trasporti, ma soprattutto perché si inserisce in un quadro generale, che è quello che avete visto, dove c'è poco da fare. Nessuno di noi ormai, né singolarmente, né come associazioni, come lavoro, come persone, come cittadini, a questo punto può tirarsi fuori. Io penso che il quadro sia abbastanza chiaro, ringrazio tutti di nuovo e lascio la parola ai relatori. Grazie. Allora, invito a parlare il primo relatore della giornata, Daniela Isetti, vicepresidente Federazione Ciclistica Italiana, sul tema le guide cicloturistiche, un nuovo servizio per il patrimonio UNESCO e la formazione per le e-bike. Grazie per l'invito. Inizio col dire il perché della federazione ciclistica, almeno secondo noi il perché della federazione ciclistica all'interno di questi temi. La federazione ciclistica, come ovviamente tutte le federazioni olimpiche, chiaramente ha un ruolo ben preciso, che è quello di preparare gli atleti, iniziando appunto in ogni caso dalle categorie giovanili all'appuntamento più importante, che quindi sono le Olimpiadi. Ma da qualche anno a questa parte, come federazione sportiva, ci siamo fatti alcune domande relativamente al ruolo che potevamo avere in un ambito chiaramente più generale, anche consapevoli della possibilità di mettere a disposizione quello che è il nostro know-how, che ci deriva appunto da essere una federazione sportiva con una storia importante, crediamo, comunque una storia che ci lega alla storia del nostro paese e quindi con delle competenze tecniche di un certo tipo. E abbiamo pensato anche appunto di unire la formazione che noi facciamo normalmente per i tecnici e tutte le figure che concorrono alla costruzione di eventi sportivi in bicicletta. Abbiamo pensato di entrare anche nel mondo della formazione delle guide cicloturistiche. Questo perché? Perché gli indicatori nazionali danno il turismo sportivo in grandissima crescita e quello con la bicicletta in modo particolare. Abbiamo ritenuto necessario fare rete ed è per questo che ovviamente ringraziamo la Presidenza Nazionale di Confartigianato, il Presidente Sartor ha ricordato prima la convenzione che abbiamo, l'accordo che abbiamo siglato appunto con Confartigianato, e consentitemi di ringraziare in modo particolare il vostro Vicepresidente Nazionale Vicario Marco Granelli. Insomma, abbiamo siglato questo accordo per mettere, diciamo, assieme le competenze per poter riuscire a dare un prodotto relativo alla formazione di una figura estremamente richiesta oggi, un prodotto che contemplasse una serie appunto di competenze, quindi mettere assieme le competenze sportive e tecniche della federazione ciclistica con le competenze della vostra associazione attraverso il vostro ente di formazione Formarte. Gli utenti, ci sono tantissimi dati per cui non mi soffermo più di tanto sui dati, però insomma ormai credo che sia assolutamente assolato
che gli utenti che utilizzano la bicicletta sono in aumento. Come dicevo prima, che gli utenti che si rivolgono al turismo sportivo con la bicicletta sono sicuramente un patrimonio verso cui il nostro paese deve assolutamente tendere, perché il turismo sportivo con la bicicletta crea un indotto estremamente importante. Cito soltanto da un punto di vista specifico lo studio che è stato fatto da Unirimini relativamente all'indotto generato dalla Nove Colli, che è una gran fondo che raccoglie 12.000 partecipanti più tutto quello che ne consegue in termini di manifestazioni collaterali per le famiglie, per i bambini, eccetera eccetera. L'indotto di quella manifestazione è stato stimato tra i 15 e i 18 milioni di euro ogni anno. Il vostro rapporto Arti Bici ha confermato comunque l'aumento di questo segmento economico, così come appunto anche la parte appunto degli artigiani specifici della bicicletta sono sicuramente in aumento, e questo chiaramente è strettamente legato anche sia all'aumento dei praticanti, diciamo così, normali, ma anche del maggiore afflusso appunto di turisti con la bicicletta. Sono indicatori che assolutamente sono, diciamo così, conformi e ritenuti da tutti assolutamente autorevoli. La Federazione Ciclistica Italiana, prima ancora di fare formazione, chiaramente può essere proattiva sui territori attraverso anche i grandi eventi, perché i grandi eventi comunque, grandi o piccoli eventi comunque danno ai territori l'opportunità di farsi conoscere meglio e anche di creare dei momenti di aspettativa o comunque di richiamo rispetto a altri flussi di ciclisti. Il Comitato Provinciale di Treviso, che oggi qui è rappresentato dal Presidente Giorgio Dalbò, che è uno dei comitati provinciali più grandi d'Italia, ha raggiunto l'organizzazione di 9 manifestazioni internazionali, e poi insomma ci piace ricordare fin da ora che l'anno prossimo appunto Conegliano sarà teatro del meeting nazionale Giovanissimi, che è la nostra manifestazione giovanile più importante, e quindi sono attesi, e chiedo conferma al Presidente Provinciale, 2.000-2.500 bambini con annessi e connessi, perché poi, lo sapete meglio di me, ogni bambino barra atleta anche un pochino più grande, comunque se parliamo di bambini normalmente sono 2 o 3 gli adulti per ogni partecipante che l'accompagnano, sia familiari che staff eccetera. Se andiamo su delle categorie diciamo un pochino più alte, se per ogni bambino calcoliamo 3 adulti, per le categorie diciamo così un pochino più evolute in ogni caso ci sono 1/2 adulti che accompagnano l'atleta, quindi tutto questo crea chiaramente sul territorio un indotto importante, per cui da qui l'importanza di puntare anche sulle manifestazioni che ovviamente devono essere organizzate in maniera tale da assicurare la sicurezza dei partecipanti. Apro ma chiudo subito la parentesi sull'importanza dell'educazione stradale in funzione della sicurezza. Sposiamo assolutamente la tesi illustrata dal sindaco in apertura, e cioè che è assolutamente importante fare educazione ed iniziare a farlo dai giovani. Attraverso lo sport, c'è la scuola che ovviamente svolge questo compito, ma anche attraverso lo sport, attraverso la formazione che anche diciamo così, gli enti sportivi possono mettere in atto, crediamo che sia assolutamente utile ed importante iniziare appunto a dare quei messaggi anche di educazione, sia di educazione stradale ma anche di tutela dell'ambiente e di tutte quelle situazioni che ovviamente possono servirci per vedere ad un futuro sicuramente più alla portata di tutti i cittadini.
Per quanto riguarda quindi il discorso della formazione delle guide cicloturistiche, ovviamente, come ho detto in apertura, è assolutamente importante fare rete. È importante fare rete sia per la formazione, ma anche con i territori, per poter dare quella necessaria formazione anche agli operatori turistici. È importante ovviamente seguire l'iter di individuazione degli itinerari, delle ciclovie, delle vie ciclabili, di tutto quello che può essere identificato come uno strumento per poter al meglio sfruttare la potenzialità di ogni territorio. Il turismo poi con la bicicletta consente anche di andare a scoprire quei territori che sono lontani dalle grandi direttrici e soprattutto riesce a creare anche quelle microeconomie di cui qualcuno ha fatto riferimento anche in precedenza, che sicuramente rappresentano appunto per tante realtà qualcosa di importante e rappresenta anche diciamo così, uno strumento per suggerire anche ai giovani diciamo così, la possibilità di una loro occupazione. E anche per questo che come federazione facciamo anche molta formazione ai nostri atleti per poter dare loro gli strumenti poi eventualmente da utilizzare poi alla fine della loro carriera. Sì. Questo corso che la Federazione Ciclistica da anni propone è andato a diventare ancora più proattivo rispetto ai territori grazie appunto alla collaborazione con Confartigianato. Abbiamo intenzione ovviamente di tenere a breve, grazie appunto alla collaborazione con Formart, un secondo corso sul territorio regionale. E in particolare la cosa che ci rende particolarmente orgogliosi, assieme a Confartigianato stiamo definendo un nuovo corso per meccanici appunto per biciclette, e questo sarà sicuramente un prodotto estremamente interessante sia per chi magari meccanico lo è già, sia per chi vuole comunque intraprendere questa nuova attività, mettendo appunto assieme le competenze delle nostre due realtà. La guida cicloturistica ovviamente deve essere in grado di gestire il gruppo di turisti e quindi attraverso la formazione tecnica ovviamente deve essere in grado di gestire in toto l'attività relativa appunto al gruppo di escursionisti, anche legata appunto ai diversi territori su cui si realizzano poi appunto le proposte. Abbiamo realizzato anche una divisa ufficiale per le guide cicloturistiche e quindi insomma siamo assolutamente consapevoli di quanto possa essere importante appunto questa partnership con Confartigianato. Vorrei farvi vedere brevemente un filmato che riguarda la formazione della Valle d'Aosta. Riguarda la formazione della Valle d'Aosta, regione presso cui da diversi anni appunto curiamo la formazione in via esclusiva con un modulo regionale tenuto appunto da un ente di formazione regionale, ma la formazione tecnica è quella della Federazione Ciclistica. Sono le guide cicloturistiche figura ormai riconosciuta ufficialmente, tanto che per avere la qualifica devono sostenere dei corsi di formazione. Uno di questi corsi si svolge a San Cristoforo, nella frazione di Cru. Abbiamo sentito Eric Rolando, istruttore della Federazione Ciclistica Italiana. Nella cicloturistica sportiva, come la federazione l'ha chiamata, accompagna gruppi di ciclisti o anche singoli ciclisti sui sentieri, come potete vedere di questa valle che è incredibile, ma può accompagnare non solo quindi ciclisti più specializzati che desiderano praticare proprio delle discipline più tecniche, ma può accompagnare tranquillamente anche gruppi di famiglie sull'asfalto piuttosto che in giro, che ne so, ad assaggiare il formaggio per le malghe che ci sono disperse
dislocati su tutte queste bellissime montagne. La guida quali caratteristiche deve avere, cioè quali requisiti serve? È una bella domanda. La guida sicuramente deve essere intanto capace di andare in bicicletta e anche bene, anche per dare delle nozioni tecniche quindi agli accompagnati, e soprattutto deve essere colui che porta il gruppo dall'inizio alla fine in massima sicurezza. Quindi che io vada a fare divertimento, discipline gravity, o che io porti la famiglia per, appunto, come dicevamo prima, per Mardi, io devo riportare giù tutti che siano felici, che abbiano vissuto una bella esperienza, soprattutto in sicurezza. Quali sono i percorsi più interessanti in Valle d'Aosta dal punto di vista del cicloturismo? Lo abbiamo chiesto a un altro degli istruttori, Enrico Martelli. La Collina di Aosta, come tutta la Valle d'Aosta, offre dei panorami sentieristici eccezionali per la mountain bike, dalla media alta valle fino alla bassa valle, delle valli laterali, insomma un paradiso per il nostro sport. Ecco. Quindi chiunque tipo tipologia di persona, non solo quella nata alla bici, può percorrere alcune sentieri. Sì, i sentieri sono dati per un tipo di livello, è ovvio che ci sono sentieri particolarmente difficili che magari è consigliato anche la guida, no? per l'accompagnamento e per l'attività in bike. Ovviamente è una simulazione, il finto infortunato se la vedeva, però questo sta a significare appunto anche l'importanza, no? Che mettiamo nel dare una formazione che sia in grado appunto di assicurare la sicurezza ai partecipanti, perché questo è sicuramente uno degli elementi più importanti che devono accompagnare tutte le nostre attività. Concludo nel dire anche che ovviamente tutto questo riguarda anche la formazione delle guide cicloturistiche rispetto all'utilizzo delle bike, che sono appunto in grandissima crescita. L'utilizzo delle bike da parte dei turisti non è così scontato, perché diciamo che in più di un'occasione ci sono stati segnalati problemi relativamente appunto all'utilizzo, perché finché si va in salita va bene, quando poi si tratta però di gestire una bicicletta a pedalata assistita magari lungo determinate discese, insomma poi dopo lì possono cominciare ad esserci dei problemi. Per cui anche su questo stiamo facendo e predisponendo e progettando una formazione appunto ad hoc per mettere nelle condizioni appunto di sicurezza i turisti che utilizzano le bike senza magari conoscerne esattamente le potenzialità. La differenza appunto di una proposta turistica riteniamo appunto debba essere la qualità del prodotto che si offre, perché ci sono sì tantissime proposte, ma ovviamente la qualità dell'accoglienza e la qualità e la professionalità del servizio proposto fanno sicuramente la differenza in questi ambiti. Per cui insomma concludo dicendo che questa partnership ci rende particolarmente orgogliosi e siamo insomma sicuramente certi che anche attraverso ovviamente la collaborazione con le nostre strutture territoriali, e qui a Treviso, come dicevo prima, abbiamo un comitato provinciale particolarmente attivo, sono circa 150 le società che operano sul territorio, ogni società, tantissime società al loro interno hanno dei tecnici formati e attraverso questa nuova collaborazione con Confartigianato siamo assolutamente certi di poter dare veramente un contenuto qualitativamente importante relativamente sia alla fase diciamo così professionale, ma anche di poter dare quegli strumenti necessari anche ai nostri atleti in attività che poi li portino ad essere, come si diceva in apertura, anche dei cittadini più responsabili e quindi maggiormente aperti a quello che è il futuro che ci aspetta. Grazie per l'attenzione. Grazie. Se posso, due note a margine sull'intervento di Daniele Isetti, giusto che sulla base di alcune considerazioni che ha fatto. Allora, primo, secondo me c'è spazio ho visto dei numeri che mi hanno fatto molto piacere, cioè sull'incremento ad esempio annuale delle esportazioni di biciclette, che ho visto dei numeri positivi che di questi tempi insomma non è facile trovare. Per esempio io ho sempre pensato che città come Padova, io vengo da Padova, ma sono qua ormai tanti anni, città come Treviso siano perfettamente a misura di bicicletta. Spesso vado a Ferrara per lavoro, a Ferrara è più facile essere investito da una bici che da una macchina. Sembra Amsterdam trapiantata in Emilia, da quante bici
organizzate in maniera migliore. Per cui penso che ci sia spazio per la bici anche a livello urbano nel nostro territorio, cosa che magari ancora un po' deve prendere piede. Se posso permettermi, lei ha parlato di formazione, d'accordissimo. L'ultima cosa che ha detto mi trova pienamente d'accordo io sul fatto dell'utilizzo della e-bike da parte di potenzialmente chi che sia. Io vado in montagna ogni volta che posso e va bene finché vai nella Marga, dove arrivi anche in macchina, cosa che anche lì si dovrebbe un attimo parlare, perché l'accesso in macchina a una Marga va bene per tutti, però io vedo gente arrivare con le e-bike in posti dove una volta arrivava solo chi era veramente allenato, e arrivano e poi devono scendere, e io lì mi metto le mani nei capelli, perché vedo gente che non ha la preparazione fisica, non ha proprio, lo vedi, però c'è riuscita ad arrivare. Secondo me questa è una cosa su cui lavorare, ci pensavo le diverse volte. Sono arrivato in rifugi dove vedo gente, arrivi faticando a piedi, vedi gente che arriva con le e-bike e dico, adesso voglio vedere scendere. C'è un rischio potenziale, secondo me, pensavo. Sentirglielo dire oggi mi fa piacere, quindi sicuramente sul settore della formazione c'è molto da lavorare, quindi grazie. Prossimo intervento, Luca Lava, Revive e Confartigianato Verzo, luci e ombre sul parco colonnine pubbliche nella provincia di Treviso, una indagine recente sul appunto il parco delle colonnine. Bene, buongiorno a tutti anche da parte mia, un ringraziamento e un complimento ai colleghi di Conegliano, un ringraziamento sia a Sergio Dalbo, a Vedemiano Sartore e al presidente di Revive, Gigi Bosco. Allora, il mio compito è quello di cercare di tracciare così luci ed ombre, lo dice giustamente il titolo, su quello che è il parco delle colonnine del progetto Revive. Come abbiamo fatto noi per poter permetterci di giudicare, quindi indicare delle luci e delle ombre? Beh, lavorando con gli artigiani sono molto pratici. Abbiamo preso l'auto e abbiamo girato, abbiamo fatto una scheda tecnica mettendo vari elementi e abbiamo girato colonnina per colonnina in tutta la provincia di Treviso per vedere effettivamente qual era il grado di funzionamento. È stato un lavoro lungo, diciamo abbastanza impegnativo, che però diciamo, ci ha dato anche delle soddisfazioni. Ma prima di entrare nel vivo di questa presentazione, così vi faccio una domanda, facciamo un po' di interazione. Secondo voi, da 0 a 10, qual è il voto che potremmo dare sulla situazione delle colonnine, diciamo ad oggi, dai, della provincia di Treviso? Qualche volontario vince un premio. Quanto? 0? 0, 1, 8. Bene, abbiamo diciamo, diversi punti di vista, noi avevamo dei sospetti, quando abbiamo fatto l'indagine diciamo, li abbiamo fugati. Allora, per correttezza devo dire che questa indagine aggiornata è stata terminata il 19 marzo di quest'anno, quindi circa 6 mesi fa, ma poi faremo, diciamo così, nella mia parte finale dell'intervento, spiegheremo, daremo delle indicazioni di quanto è accaduto da marzo ad oggi, questi ultimi 6 mesi. Allora, per poter essere poi chiaro nella spiegazione devo anche fare delle piccole precisazioni. Quindi le definizioni che abbiamo dato sono colonnine private ad uso pubblico, colonnine pubbliche e colonnine intelligenti. Cosa intendiamo? Le colonnine private sono tutte quelle messe a disposizione da soggetti privati come concessionari, hotel, cantine, aziende, ristoranti e turismo. Le colonnine private ad uso pubblico sono quelle messe a disposizione dei centri commerciali, supermercati, tipo faccio un esempio NX, quelle che magari sono viste di più fino ad oggi. Le colonnine pubbliche, quelle messe a disposizione dell'amministrazione comunale, che sono il focus in particolare di oggi. Colonnine intelligenti sono quelle stazioni di ricarica presenti su app, ce ne sono diverse, un paio le più importanti, con possibilità di vedere se funzionanti, se occupate, possono essere prenotabili, fruibili attraverso app che permettono il caricamento della ricarica, quindi si ricarica con carte di credito ed app. Okay? Questo è giusto per capire gli ambiti. Andiamo a vedere qualche numero. Allora, complessivamente, ripeto, al 19 marzo 2019 in provincia di Treviso c'erano 71 colonnine. Di queste colonnine 36 erano private, 13 erano private ad uso pubblico e pubbliche erano 22. Prime considerazioni: la maggior parte delle colonnine in provincia di Treviso è data dalla buona volontà del privato. Come vedete
su 22 colonnine, 71, solo 22 su 31 sono pubbliche. Purtroppo qui cominciamo a mettere le prime ombre, di queste 22 pubbliche 9 non funzionano o non funzionavano per noi. Alcuni punti di forza e punti di debolezza dei tipi di colonnine. Le colonnine private, il punto di forza è che è disponibilità del privato, del soggetto privato, quindi quando vai con una macchina lì, ecco, non ho detto prima, io utilizzo un'auto elettrica e anche il collega che si scusa del Tircolo, può essere che come farò la sua parte, anche lui è un fruitore di auto elettriche. Quindi normalmente quando vai da un privato, insomma, in qualche modo torni fuori carico, perché la mano te la dai in ogni caso. E molto spesso e volentieri anche gratuitamente, ma non è gratis quello che interessa. Il punto di debolezza è che non sono intelligenti, quindi vai lì, o è la fortuna che va, o se non va, ormai ci sei arrivato, quindi sei utilizzato un po' di ricarica, te la sei mangiata, e non sono fruibili H24, e spesso e volentieri sono un po' lentine. Punti di forza di debolezza privata e d'uso pubblico. Punti di forza, sono dislocati in posti grandi e flusso dove poter passare del tempo in attesa di ricarica veicolo, faccio riferimento in particolare ad esempio ai supermercati, ai centri commerciali, parcheggi quasi sempre disponibili e adeguatamente segnalati. Devo dire che i parcheggi più belli che ho visto segnalati li ho visti proprio nei centri commerciali, più stalli disponibili, nella maggior parte dei casi gratuiti e personale addetto in caso di necessità. Punti di debolezza, limitati gli orari di apertura degli esercizi commerciali, necessità di consegnare le documenti di identità per rilascio del tessera avvio della colonnina, solo 3 su 10 intelligenti. Molte volte quando si va al centro commerciale bisogna rilasciare un documento di identità per poter effettuare la ricarica dell'auto. Andiamo sulle colonnine pubbliche, i punti di forza è che sono disponibili 24 ore su 24, molte volte sono gratuite. Punti di debolezza sono poco presenti, non operative, i parcheggi purtroppo sono spesso occupati abusivamente da macchine non elettriche, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale. Andiamo quindi a un po' fare proprio la mappatura della provincia di Treviso. Allora, abbiamo detto che 22 sono pubbliche e 49 sono private. Di queste 22 pubbliche e 49 private, delle pubbliche ne funzionano 13 e 9 non funzionano, delle private 45 funzionano e 4 non funzionano, quindi abbiamo già visto la differenza delle percentuali tra pubblico e privato. Poi fruibili H24, 13 su 13 per le pubbliche, come dicevo prima per le private solo 5 sono fruibili 24 ore su 24 e 40 purtroppo no. Avviabili in autonomia subito 10, delle pubbliche 3 no, delle private solo 5. Smart intendo quelli intelligenti, quelli che si possono prenotare, pagare, avete capito? Allora, 5 solo per le pubbliche e 5 no, e solo 5 per quanto riguarda le private. Andiamo oltre, quindi riepilogando, pubbliche sono 22, 13 funzionano, fruibili H24 13, avviabili in autonomia da subito 10, smart solo 5. Qui il mio collega aveva fatto questa colonnina, questo Schumacher che arriva, no? Questo cos'è che voleva dire? Se noi pensiamo al turista che arriva dall'Austria, spesso volentieri sono turisti dalla Rosi, con la Tesla, con le BMW, magari BMW elettriche oggi ce ne sono ancora poche, ma di Tesla comunque macchine importanti sì, e dovesse venire in provincia di Treviso, e magari dice, devo andare a Venezia, sto arrivando giù da Brennero, mi fermo a mangiare, secondo voi dov'è che va a caricare? Possibilmente cerca di andare a caricare su dove ci sono colonnine intelligenti, dove lui la può prenotare o quantomeno si può accertare che la colonnina funzioni, perché la cosa peggiore è, come mi è capitato, arrivare più volte ad una colonnina, magari sei al 20% della batteria e la colonnina non va, e quella più vicina che va dov'è? Allora il nostro turista che arriva a Provincia di Treviso purtroppo si limita a 5 colonnine intelligenti. Scusate, controllo il cronometro perché i miei capi mi hanno detto di essere molto sentiti. Allora, sono a metà. Focus su colonnine pubbliche. Allora, le colonnine pubbliche in provincia di Treviso sono 22, ma date un'occhiata a questa cartina. Notate come ad esempio da questa parte qua, che è tutto l'Asolo e Montebelluna, che è pieno e ricco di piste ciclabili, c'è il discorso della Grande Guerra, c'è un sacco di roba, non c'è una colonnina pubblica.
in tutta quest'area qua. Non c'era, scusate, torno sempre a dire non c'era perché bisogna sempre ricordare che questa indagine è datata 13 di marzo di quest'anno. Ok? Poi, di quelle funzionanti ne sparisce ancora qualcuna, di quelle intelligenti ne sono rimaste solo 5, che è quello che abbiamo detto prima. Quindi se parliamo di luci e ombre, insomma qua un po' di ombra c'è, insomma, ecco. Grado di efficienza. Allora, per quanto riguarda le private, funzionanti 33, non funzionanti 3, a pagamento 5, gratuite 31. Private d'uso pubblico 12, 12 funzionanti, una no, 4 a pagamento, 9 gratuite. Pubbliche 13 funzionanti, 9 non funzionanti, 4 a pagamento, 9 gratuite. 22 totali, 7 punti. Vabbè, questo possiamo saltarla, andiamo veloce. Facciamo qualche considerazione. Vado sulle slide cartacee perché mi ho fatto qualche appunto. Allora, qui io mi sbilancio un po', nel senso che do delle diciamo indicazioni che sono anche a livello, se vogliamo, personale, e spero di non, diciamo così, che qualcuno ne abbia vari. Ad esempio, un esempio da, scusate il gioco di parole, un esempio da imitare è quella, ad esempio, questa di Treviso. Questa è una colonnina che chi ha la macchina elettrica chiama quelle ruggini, dove in sostanza si può caricare tranquillamente una colonnina a 22 kW, ci sono 2 buchettoni, lì tu arrivi con la tua Tesla come questo signore, attacchi senza nessun bisogno di tessere, nulla, il tuo cavo e puoi caricare gratuitamente per 3 ore. C'ha 2 stalli, quindi possono caricare contemporaneamente 2 macchine. Però il paradosso, e qua arriva uno dei primi concetti, guardate quest'altra colonnina, è la stessa identica colonnina di prima, messa sempre a Treviso, al panorama, però io sfido chiunque di voi a riuscire a entrare in questi 2 parcheggi con un'auto che non sia da 500. Allora, il minimo che rischiate è quello di rompere una gomma, se vi va male anche il cerchio. Quindi, mentre quelle di prima spesso e volentieri sono sempre dicoppate, non ci sono macchine, qui io tutte le volte che sono passato le ho sempre viste vuote. Allora il ragionamento è quello di dire, e qui faccio un appello, diciamo, in particolare all'amministrazione, agli amministratori. È vero che allora, se dobbiamo mettere queste colonnine, perché poi c'è la normativa che lo prevede, come diceva prima chi mi ha diciamo preceduto, il futuro è quello. Se dobbiamo metterle, mettiamole bene, facciamo in modo che siano fruibili, facciamo in modo che sia un vero servizio per chi ha un'auto elettrica, non solo tanto per dire ho messo la colonnina elettrica e dopo non viene utilizzata perché è impossibile entrarci. Non c'è stato un call-out, siamo responsabili di quelle cose lì, è una cosa oscena che non ci sia un call-out da parte di qualcuno. Io è questo quello che ho trovato e qui riporto ciò che ho visto. Quindi l'invito che noi facciamo anche come organizzazione, ma poi tornerò su questo, sul documento che abbiamo fatto, è quello di dire facciamole con criteri, facciamo con una regia unica, condivisa, con delle esperienze portate, perché mettere delle colonnine, passatemi il termine, buttate là, sono soldi, denaro pubblico dei cittadini italiani gettati, e questo secondo me non va bene. A me personalmente fa venire un po' l'orticaria. Andiamo avanti. Allora, qualche esempio da evitare ancora è ad esempio questa, una colonnina privata che c'è all'Iper, come vedete più stalli. Un'altra colonnina, ecco, ad esempio qui vedete anche questa sempre privata, ma vedete che per un po' di stazione è adeguatamente segnalata, perché c'è tutti i parcheggi verdi, sono addirittura 4 stalli, sì, insomma c'è la pensilina per la pioggia. Diciamo questa è fatta con sacrificio, insomma. Questa, vabbè, facciamoci un po' di pubblicità, è Ponte di Piave, la nostra zona sempre pubblica. Da non imitare, e qui torno al discorso di prima, beh, sicuramente quello che ho detto prima, quella diciamo lì di Treviso, però ce n'è anche una qua non tanto lontano, insomma, ditemi qua, qui si fa fatica anche a parcheggiare una macchina, insomma, quindi sinceramente sembra, vabbè, mi fermo. Ecco, per dirvi, in più situazioni mi sono trovato, io credetemi sono andato a Monza, quindi con la Ferrari, con la Formula 1 ho dimestichezza con le auto, ma ho avuto difficoltà a parcheggiare, a riuscire a entrare per caricare, quindi voglio dire, non si possono mettere le colline elettriche con
in situazioni in cui non riesci neanche a entrare nel parcheggio, insomma. Anche sul privato, insomma, c'è stato qualche svarione, diciamo che qui ad esempio sono arrivato in una cantina, e dire che le cantine non hanno soldi è difficile di questi tempi, e il titolare mi ha visto e mi ha detto: ma bisogna qualcosa, guardi, un errore, c'è la app che mi segnala una colonnina, c'è un errore. No, c'è, è dentro qua. Insomma, è un po' difficile da capire che qui c'è una colonnina elettrica per poter caricare, però essendo un privato a cavallo donato non si guarda in bocca, quindi non si può fare tanto, diciamo, di difficile. Andiamo avanti, questa è un'altra colonnina privata, insomma, che non è il massimo. Arrivo alle conclusioni. Quindi, dal nostro punto di vista, fatta questa esperienza, fatto questa panoramica, fatto questo tour della provincia di Treviso, quali sono le cose che secondo noi dovrebbero essere diciamo, attuate? Beh, sicuramente che queste colonnine abbiano una potenza minima di 20.000 kW, che siano intelligenti, che siano prenotabili tramite app, che siano posizionate in ubicazioni dove si possono vedere i servizi. Se uno deve fermarsi anche da mezz'ora solo magari per caricare 3/4 d'ora, possibilmente che abbia qualcosa da fare in questo periodo. Meglio ancora se è una pensilina per la pioggia, l'ideale, il top sarebbe se c'è la videosorveglianza e segnalata adeguatamente, segnaletica adeguatamente, quindi con segnaletiche orizzontali e verticali. Faccio un altro appello: facciamo girare l'economia, facciamo fare un po' di segnaletica. Credetemi, più di qualche istituzione sono arrivato in parcheggi dove l'app mi diceva qui c'è una collina elettrica, hanno dovuto girare come una trottola per riuscire a capire dove era la colonnina, perché è vero che dove c'era la colonnina c'era il palo con la segnaletica che diceva che lì potevano caricare sulle auto elettriche ed era divieto per le altre, ma prima di trovarla credevo ho fatto il giro 3 volte del parcheggio, insomma. Quindi facciamo lavorare un po' gli artigiani, compriamo qualche... Allora facciamo in modo che arrivi, insomma. Considerazioni finali. Quindi quello che noi abbiamo detto è necessità di una regia unica e condivisa sul territorio, regolamentazione unica per tutti i comuni possibilmente, maggior diffusione delle colonnine pubbliche, diffusione della sensibilità sulla mobilità elettrica. Oggi è una testimonianza di questa sensibilità, diciamo. Cosa intendo per regia unica? Faccio sempre degli esempi. Regia unica anche, ad esempio, non so, mettiamoci d'accordo se la segnaletica di queste benedette stazioni di ricarica deve essere gialla ai bordi e vuota dentro, se deve essere verde o se deve essere tutta verde, perché anche lì, insomma, ho visto un arcobaleno che non finiva più, insomma, mettiamoci d'accordo, almeno in provincia di Treviso, per fare un'unica linea condivisa. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Beh, dopo il 5 aprile, che il 5 aprile è la data in cui noi abbiamo effettuato questa conferenza stampa, alla quale abbiamo invitato anche il presidente dell'associazione dei comuni trevigiani, abbiamo steso un documento che è qui raffigurato, dove in sostanza abbiamo un po' elencato tutte queste nostre esperienze e il nostro presidente, qui il presidente Vedevano Santo, l'ha consegnato proprio per dire: allora cerchiamo di fare in modo che se ci sono stati degli errori per il passato, oppure quando si inizia un'attività ci sono sempre delle cose che sfuggono, per tutte le colonnine che per il futuro dovranno essere, diciamo, installate, si cerchi di, diciamo, evitare gli errori del passato per non ripetere nel futuro. Insomma, come dice il proverbio, errare è umano ma perseverare è diabolico. Termino dicendo che, ma qui c'è il padrone di casa, il presidente Stefano Busolini, che tra l'altro sarà colui che mi seguirà nell'intervento. Devo dire che da aprile, in questi 6 mesi, c'è stata molta luce, cioè nel senso che la sensazione è che ci siano, come qualcuno ha detto all'inizio, su questo campo, diciamo, si corre molto in fretta e quindi ci sia così un cambio di tendenza in positivo verso luce. Mi sono dimenticato una cosa, la dico per ultima per chiudere: in tutta la provincia di Treviso non c'è una colonnina in DC in carica veloce, non ce n'è una. Io abito a Ponte di Piave, a 90, vicino a Autolet, ce n'è almeno 2. C'è un articolo del Gazzettino di questa settimana dove prevede che c'è un progetto che ne verranno messi a fermare. Ad oggi in provincia di Treviso non ce n'è.
Allora, c'è stato tra le luci, diciamo, c'è stato un annuncio di Expo Trade che ha una collaborazione con B-Charge, ma poi sarà la padrona di casa a illustrare meglio, dove, se non ho letto male, ci saranno 75 nuove stazioni di ricarica nella provincia di Treviso, di cui 47 nella sola città di Treviso. Siccome noi siamo a San Tommaso, così andiamo sempre siamo andati a fare qualche giretto in particolare per Treviso, abbiamo cominciato a utilizzare qualcuno e abbiamo fatto anche qualche ricarica, qualche prova, eccetera. Insomma, diciamo che quelle di prima, scusate, erano quelle di Treviso, questa è davanti allo stadio, vicino allo stadio di Treviso, e quest'ultima è quella a Pieve di Soligo, vicino proprio alla Scotrelli. Quindi diciamo che sono fiducioso e con questo ringrazio. Grazie per l'intervento. Calava. Due domande velocissime. La prima, se ha dati e informazioni sulle autostrade, oltre che sul territorio normale, insomma, quindi sulle tratte autostradali, e la seconda è se sono previste sanzioni per chi parcheggia in posto di ricarica elettrica non avendo una macchina elettrica. Siccome l'ho visto spesso, me lo vedo ancora. Allora, per quanto riguarda l'autostrada, sinceramente la nostra analisi si è fermata nella provincia di Treviso, quindi non ho avuto modo di diciamo, fare delle verifiche, anche se posso apprendere quello che ci sono le enunciazioni che anche sulle autostrade dovranno, in teoria si dice che ogni 50 km deve esserci una. Sulle sanzioni sì, dovrebbero esserci, però io credo che se andiamo a controllare nei comuni non sia stato dato ad oggi una sanzione per quanto riguarda questi, quindi ci dovrebbero essere, ma in realtà non sono fatte. Guarda, questo a partire dal posto di parcheggio per disabili, dove c'è una sanzione della Corte di Cassazione del 2017 che chi parcheggia è in posto per le persone disabili è ascrivibile a reato penale di violenza privata. Però è un fatto, io litigo in continuazione, sono arrivato anche per motivazioni personali a fermarmi e aspettare che arrivi la persona. Questa è una situazione molto, molto più grave. La risposta più carina che ti danno è se sopra 5 minuti e poi spariscono, e la migliore e la peggiore è qualcosa su di te come persona, e non stai facendo altro che facendo notare a loro che hanno fatto un'infrazione ascrivibile al reato penale, va bene? Ma non lo sanno. Chiaramente non è la situazione, però quelli sono parcheggi in certe situazioni che sono molto appetibili. Ecco, non hai una macchina elettrica, non puoi parcheggiare, secondo me dovrebbe essere sanzionato. Grazie per l'intervento, grazie anche ai relatori che stanno, come si dice, mantenendo il tempo di 20 minuti assegnato, ricordo essere di 20 minuti assegnato a testa. Invito ora a parlare il dottor Stefano Musolin di Asco Trade sulla diffusione delle infrastrutture di ricarica pubblica a Conegliano e in provincia di Treviso. Adesso si sente. Noi abbiamo fatto uno sul tema della mobilità elettrica a settembre del 2018, abbiamo avuto un numero impressionante di persone che hanno partecipato, ma era rivolto ai nostri clienti business, oltre che a tutto il mondo, a tutti gli stakeholder, sostanzialmente chi è interessato a queste tematiche. Quindi vuol dire che stiamo cogliendo nel segno, vuol dire che siamo sulla strada giusta, e fate bene voi
a organizzare momenti di questo tipo, perché c'è anche e soprattutto la necessità di creare cultura e attenzione rispetto a quello che sta arrivando. Noi privati siamo dei commercianti, io amo dire che siamo dei commercianti perché vendiamo, cioè non è che facciamo un mestiere diverso da chi vende abbigliamento o un centro commerciale, noi facciamo contratti, vendiamo, operiamo in un mercato di concorrenza piena e dunque mi piace definirmi commerciante da questo punto di vista. Poi i numeri magari sono un po' diversi ovviamente per altri motivi. Il tema della mobilità elettrica è un tema che da qui in avanti esploderà, io ne sono convinto, lo dico come consumatore, non sono un esperto ovviamente di queste tematiche, però come tutti mi informo, leggo e ho, per il ruolo che ho, anche l'opportunità di incontrare chi opera in questo settore. Ma quando tu hai Volkswagen che investe 44 miliardi in 5 anni per convertire il mercato dell'automobile dall'endotermico all'elettrico, vuol dire che qualcosa si sta muovendo. Quando tu senti l'amministratore delegato di Renault che ti annuncia ha fatto qualche giorno fa che nel giro di pochissimi anni, 2 o 3 anni, usciranno con un'auto totalmente elettrica a un prezzo inferiore a 10.000 euro per contrastare il mercato cinese, vuol dire che sta arrivando qualcosa di importante. E quindi poi si pone un problema. Compro l'auto elettrica e dove si carico? Perché non è che a casa abbiamo la possibilità di caricare questo tipo di mezzo, a meno che non facciamo poi degli interventi importanti sull'impianto elettrico e ci dotiamo degli strumenti necessari per fare la ricarica, che comunque non mi risulta sarà mai una ricarica veloce a casa. Però arrivare la sera, metterla sotto carica e partire la mattina con la macchina pronta è già tanta roba, no? Poi se l'energia elettrica, come facciamo noi, che viene utilizzata per fornire questi punti di ricarica è al 100% green, facciamo anche il nostro mestiere molto bene nei confronti dell'ambiente. Il tema della slide, il professore che fatto vedere prima, è terribile, è nota, almeno per chi sta nel settore, ed è molto preoccupante. È un tema mondiale però, no? Perché poi non è che ci dobbiamo, come dire, vivere quotidianamente col senso di colpa per qualcosa che difficilmente potremo risolvere, ma è importante essere consapevoli e ognuno di noi fare la sua parte. Quindi magari vado velocemente, è questo? Vado velocemente su queste prime slide perché qui i miei ragazzi mi hanno fatto, la proponiamo a voi ovviamente, non sono temi che sono già stati detti anche prima, c'è una diminuzione dell'immatricolazione sul mercato del diesel, c'è un forte aumento delle immatricolazioni delle auto elettriche e continua la crescita della vendita delle auto ibride, plug-in comprese, plug-in significa quelle che si attaccano sulla presa e quindi consumano energia elettrica. È ovvio che quel 123% dal 18 al 19 è un dato falsato, perché insomma si può confrontare con un mercato di milioni di auto endotermico con più o meno 5.000 auto elettriche che oggi circolano in Italia, che però se le sommiamo con tutte le auto appunto le cosiddette ibride e quindi con motore alternativo superiamo il milione di auto presenti. Il Veneto è la terza regione con auto con motore alternativo con circa 5.000 auto circolanti.
infrastrutture, i dati di ricarica dati 2019, insomma, già per quanto riguarda il nostro territorio l'AVA già accennato bene prima, il dato nazionale parla di 5.507 infrastrutture, ma credo che anche su questi dati ci sia un po', no, come dire, siccome siamo work in progress, sono tutti dati che vengono aggiornati costantemente e quindi è difficile dare un dato poi proprio preciso. È interessante secondo me invece questa slide perché fa vedere la differenza ancora una volta tra quello che si sta sviluppando nel nord del paese rispetto al sud, ma è un po' come la questione del CPL, ricordate quando si dava via col CPL, chiedeva il CPL o col metano, dove il problema non superato a un certo punto qualche consiglio diceva e adesso dove va? E qui si sta ripresentando lo stesso identico. È interessante questo dato che è stato evidenziato, la media in Europa di 32 ogni 100 km contro la media nazionale di 17 ogni 100 km. C'è la necessità di implementare questi numeri, di mettere sul territorio stazioni di ricarica anche per incentivare sempre di più i consumatori ad andare in questa direzione. Dico subito tra l'altro che noi come azienda abbiamo fatto anche la nostra parte, abbiamo preso la nostra bella Golf elettrica, non so se può dire Golf, insomma, preso la macchina elettrica e la utilizziamo ovviamente con i nostri dipendenti per tutti gli spostamenti che sono necessari, quindi anche le aziende, no, possono dare il loro contributo. Abbiamo messo la colonnina elettrica all'interno dell'azienda, tranquillizzo l'AVA perché l'abbiamo messa nel parcheggio proprio distante all'ingresso, sono 2 parcheggi evidenziati bene in verde per l'auto elettrica eventuale che deve entrare e che deve parcheggiare. Allora, aria pulita, la strategia della Stotrail per il territorio. Noi cominciamo a ragionare su questo tema nel 2016, quando andiamo ad incontrare il commissario Cagnette, commissario europeo per l'energia Cagnette, non eravamo soli, ovviamente c'erano 1200 operatori europei a quell'incontro, ma lì parte qualcosa perché il commissario dice: guardate, 2 cose, uno, il mondo va verso le piattaforme tecnologiche, va verso le blockchain, va verso le energie rinnovabili, e poi ha detto un'altra parolina magica che per me è stata magica. Ha detto: se volete che vi diamo una mano, mettetevi assieme, non fate le cose, fate le squadre, perché premieremo sempre di più solo le realtà che si mettono assieme e sempre meno le singole aziende, in questo caso, che possono avere delle iniziative da sviluppare. Quindi noi siamo tornati a casa, no, con i nostri compiti per casa e abbiamo fatto 2 cose. Abbiamo sviluppato, cercato collaborazione con operatori, adesso vi racconto, per sviluppare il progetto di mobilità elettrica, e poi abbiamo messo in piedi l'ultima cosa che vi dico è alla fine una rete di impresa, c'è dentro anche Confartigianato, che si chiama Team. Per quanto riguarda il progetto Aria Pulita, abbiamo stretto questo accordo con, avete visto prima le slide finali di Lava, con questa società di Milano che si chiama B-Charge. È una società che fa concorrenza diretta a NLX. Noi, per non sbagliare, siamo andati prima da NLX, abbiamo fatto un paio di incontri, poi sono spariti e quindi ci siamo rivolti a questa società che ha sede a Milano, ma che è controllata da un fondo inglese, e stanno investendo risorse molto importanti per portare in Italia il loro obiettivo è nel triennio 14.000 stazioni di ricarica in Italia, e stanno lavorando, ed è la stessa cosa che sta facendo NLX sul territorio nazionale. E quindi abbiamo stretto questo accordo, noi facciamo la parte commerciale, la nostra vocazione è quella di andare a trovare i nostri clienti, comprese pubbliche amministrazioni, e quindi abbiamo iniziato a parlare da dicembre dell'anno scorso, abbiamo iniziato a parlare con le pubbliche amministrazioni e oggi abbiamo chiuso 68 posizioni, no? Poi i numeri li vediamo immediatamente, successivamente qui avanti.
nostre stazioni di ricarica hanno una serie di caratteristiche. Sono pubbliche, anche quelle che vengono installate presso il privato sostanzialmente. Ne abbiamo 4 a Pieve di Soligo nel nuovo centro commerciale che è stato inaugurato un paio di mesi fa e sono già operative. Ne abbiamo in arrivo qui sull'albergo qua in Collina un paio tra qualche settimana, penso che sono già operative e penso che andremo a... E poi ne abbiamo un numero in provincia di Treviso 157. Sostanzialmente ha 68 comuni, tra cui il comune di Treviso. Sono 48 quelle del comune di Treviso. Adesso step by step le stanno installando e verranno anche, insomma, quanto prima. Alcune sono già operative, ma poi capirete perché. Vi faccio capire il problema poi della colonnina, perché non è che uno immagina, mette su il ferro, gira la chiave e magari siamo in Italia. Quindi vi faccio vedere che cosa succede. Poi c'è il tema dell'omologazione, i comuni, gli uffici comunali di tre posti che fanno tutta la loro parte. Purtroppo i tempi si dilatano. E quindi per quanto riguarda Conegliano, ad esempio, noi stiamo dialogando con l'amministrazione comunale che aveva posato queste 16 stazioni di ricarica, non so per quale problema non sono state rese operative, stiamo intervenendo noi, e però qualche mese ci vuole perché ecco, qui vedete peraltro le 10 vie dove sono già presenti, saranno 32 punti perché ogni colonnina permette a 2 auto di ricaricare contemporaneamente. Stiamo parlando di colonnine da 22 kWh e quindi nel giro di qualche mese noi auspichiamo che queste possano essere operative. Vi dicevo, abbiamo chiuso circa 200 posizioni in tutto il Veneto, 157, quindi la provincia di Treviso un po' la parte no, più importante, verranno calate qui in provincia di Treviso, sono quasi tutte presso amministrazioni comunali. Qui si paga. A me il tema, a parte che noi vediamo da qualche parte ma il tema della ricarica gratuita, qualche regione qualche anno fa lo faceva. E io non sono molto d'accordo su questo, anche perché ricordatevi che l'energia elettrica che viene fornita da un operatore, che siamo noi, che sia Enel, che sia uno dei 400 operatori Napoli Energia Elettrica, quello che è, qualcuno la deve pagare, perché l'operatore la compra. E come ben sapete, purtroppo, le nostre bollette di energia elettrica, la quota parte commerciale, cioè quella che consumiamo a casa nostra, è più o meno il 50%, ma l'altro 50% sono tutte voci che vanno dalle tasse a incentivi nell'energia elettrica, a incentivi che nel corso degli anni sono stati dati ai consumatori per investimenti che hanno fatto nel fotovoltaico, che però ci pesa 100 euro all'anno intanto sulle nostre bollette. Io non ho il fotovoltaico, vivo in un appartamento, quindi per legge non posso farlo. Poi arriva la direttiva europea, speriamo che cambi il mondo, anzi deve cambiare il mondo. La direttiva europea, lasciate quello che si fa, prevede che anche nei condomini possa essere il fotovoltaico. Qua cambia il paradigma, peraltro chi opera nel settore avrà la soddisfazione di lavoro, perché si apre un mondo di lavoro nell'edilizia solamente col tema efficientamento energetico e via dicendo. Quindi guardate, oggi sono 5.000 le auto, ma da qui a 5 anni saranno molte di più. Allora non è che possiamo farci carico noi cittadini perché l'amico si è preso l'auto elettrica e la va a ricaricare gratis. Io sono contrario a questa cosa, ognuno paga la sua parte. Le nostre stazioni di ricarica si pagano con l'app, se voi vi scaricate già oggi, già adesso in questo momento l'app di BeCharge, la trovate
tutte le stazioni di ricarica sono geolocalizzate e c'è un portale europeo che fa questa cosa. Questa è l'app, e quindi si va a risolvere quello che ponevi prima, no? Giustamente quello del turismo, perché ovviamente in Nord Europa, Norvegia, penso alla Norvegia che ha un numero sensibilmente inferiore di auto che circolano nel loro paese, ma sono all'80% di auto elettriche più ibride. Se togliamo le ibride siamo sopra il 50% del parco auto green che gira in quel paese. Quindi voi dovete immaginare che domani mattina queste auto si moltiplicano e c'è la necessità di fare ricarica, quindi si paga. Non è che trovo scandaloso tutto questo, perché non si può scaricare sul consumatore il fatto che qualcuno ha la possibilità e qualcun altro meno. E quindi stavo dicendo che ci sono la maggior parte, quindi a parte Leone fa la provincia di Treviso, ci sono anche alcune stazioni di ricarica che verranno installate in provincia di Treviso e in generale nel Veneto su soggetti privati che hanno aderito al nostro progetto e hanno l'obbligo di renderle fruibili 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Quindi da questo punto di vista noi pensiamo che il nostro progetto sia sicuramente avanzato e settato anche con i crismi corretti per erogare il servizio ai turisti o ai consumatori locali in modo appropriato. Mi rimane da dire, se non ho dimenticato passare una cosa, magari se ha delle curiosità ci viene in mente. Il secondo tema che vi dicevo all'inizio, quando la comunità europea ci ha detto guardate, costituitevi in rete, e noi abbiamo fatto. Dicembre 2018 tutte le utilities della provincia di Treviso si sono costituite in una rete di impresa, si chiama TUNE, Territory Utilities Network, cioè rete sostanzialmente, e per fare cosa? Per lavorare su tre temi: uno, sviluppo della mobilità elettrica; due, piattaforme tecnologiche; tre, efficientamento. Su questo stiamo lavorando, abbiamo presentato una serie di progetti, non è passato al momento neanche uno, ma vi garantisco che per cogliere le giuste opportunità in Europa bisogna fare anche un percorso esperienziale, bisogna crescere e il grande passo che noi abbiamo fatto qui in provincia di Treviso, siccome siamo tutti bravi a lavorare da soli, per una volta ci siamo messi assieme e abbiamo fatto rete, e già questo è un cambio di paradigma. Grazie. Devo dire che a me ha colpito, al di là dei numeri che sono, ho capito bene, 5.000 auto elettriche che diventano 1 milione comprese le ibride. Se ho capito bene. Sì, vorrei dire. Certo. 8 milioni credo siano auto elettriche e ibride. Ok. Quindi comunque c'è da lavorare per incrementare l'elettrico totale. Perché vedevo anche il dato di 17 sono quei dati che a me interessano particolarmente, perché indipendentemente dall'ambito di applicazione, perché significa che è lì che devi lavorare. Faccio un esempio: l'Europa chiede il 40% di laureati di persone tra i 24 e i 34 anni al 2020, se non mi ricordo male, noi siamo al 26-27%. Quello è un dato su cui lavorare. Ovviamente personalmente ogni volta che sento uno svilimento della laurea, personalmente ovviamente lo vedo come un segnale negativo. Nello stesso tempo dico, è lì che dobbiamo lavorare. Quando vedo 17 in Italia ogni 100 km, 32 in Europa, significa che su questo in Italia c'è spazio, voglio dire, per lavoro, per l'impegno collettivo. Sì, io sono convinto anch'io che c'è assolutamente spazio per tutti. Da parte le risposte che abbiamo avuto dai comuni nel Veneto, in 4 mesi di lavoro 68 comuni hanno immediatamente aderito.
Stavo però io dimenticando, che ho aperto prima un ragionamento, stavo clamorosamente dimenticando sui tempi poi di installazione di queste cose. Se mi permette, professore. Sì, guardi, siccome stiamo rispettando i tempi, sì, cosa in un convegno praticamente impossibile. No, perché è un'informazione importante per chi ci sta ascoltando oggi, ve la faccio breve. Il processo è molto burocratico, ma c'è un anello di tutta questa burocrazia che rallenta enormemente, e cioè il comune o il privato che decidono di mettere la stazione di ricarica devono rivolgersi al fornitore, all'operatore della rete nazionale, che si chiama Enel. Ora, il giorno che viene fatto questo, Enel ha 60 giorni di tempo per uscire e per, facciamola breve, girare la chiave e mettere in moto il ferro e quindi poi dare l'erogazione dell'energia. Perché su queste che vi ho citato, ovviamente siamo noi che facciamo il contratto con il nostro fornitore, punto e stop, ma sia noi che l'operatore a un certo punto da Enel dobbiamo passare. Quindi già lì vanno via 2 mesi. Aggiungeteci i passaggi burocratici all'interno dell'amministrazione comunale, un minimo di gara che deve essere per obbligo di legge fatta, per quanto accorci i tempi, 4, 5, 6 mesi ti vanno via. Ecco, sappiate che adesso io non so quelle che tu hai visto, che hai monitorato, se rientravano ancora in quel range o se avevano altri tipi di problemi, però guardate che c'è un problema anche di carattere enorme, burocratico, poi per mettere in moto una semplice stazione di... Grazie. Allora, passiamo al prossimo intervento. Enrico Vescovo di Veneto Strade, che parlerà sul tema piattaforma web Emoticon come supporto ai comuni operatori di settore, che ha avuto come caso pilota proprio con il Grazie. Chiedo ovviamente possibilmente il rispetto degli interventi. Buongiorno a tutti, ringrazio l'organizzazione dell'evento e inizialmente porto i saluti ovviamente dell'amministratore delegato della società che è Igea Silvano Vernizi. Io parlo in nome per conto della nostra dirigente che è Elena Bergamo. All'ultimo secondo ha avuto un ennesimo impegno, quindi in questo momento si trova a Trieste e non ha potuto presenziare a questo evento, non aveva senso non presentarci e quindi insomma io la sostituisco in toto. Mi dispiace sia andata via la Daniela Isetti della Federazione Ciclistica Italiana, perché volevo affrontare una questione. Adesso faccio un paio di digressioni, poi inizio con la presentazione. La prima è che loro promuovono l'utilizzo della bicicletta, parla di atleti. Io sono stato iscritto a Luci, quindi all'Unione Ciclistica Internazionale, fino al 2015 nella categoria master, ho fatto le gare. Però non è questa la questione, è che l'intenzione è quella di poter spostare l'attenzione verso l'utilizzo della bici per percorsi corti. Il nostro, come si può dire, progetto parte anche da una questione sostanzialmente, e si vede benissimo dalla slide che ha mostrato il professor Rossetti. O meglio, la pianura padana è interamente inquinata, non solo dagli ossidi di azoto ma anche dagli ossidi di carbonio, quindi la classica anidride carbonica. Insomma, l'Italia è da anni in procedura di infrazione per il fatto che l'intera pianura padana è inquinata e dobbiamo fare qualcosa per cercare di disinquinarla, quindi è legato al tema del disinquinamento dall'anidride carbonica e comunque dai gas serra. Per brevi spostamenti bisognerebbe non solo utilizzare l'auto elettrica, ma si può utilizzare i piedi o la bicicletta. Vuole essere elettrica anche la bicicletta, va bene, però insomma sostanzialmente il primo passo da fare è quello di togliere le auto dalla strada, che va anche a favore della sicurezza sostanzialmente. Comunque iniziamo con la presentazione. La seconda digressione era, adesso se n'è andato via anche Emiliano Sartor,
comunque legato al fatto di non criminalizzare il tipo di come si chiama, carburante che si usa attualmente, è vero, però quello che vorremmo anche noi attivare assieme alle varie camere di commercio è la formazione, o meglio, se c'è questo trend che si orienta verso l'utilizzo dell'auto elettrica, è chiaro che ci deve essere anche tutto un tessuto all'interno del quale si può sviluppare questo, quindi non solo i concessionari, ma anche gli stessi meccanici, le stesse scuole. Adesso probabilmente ci sarà qualcuno che è come si può dire, orientato alla formazione qui dentro, perché la manutenzione dell'auto è completamente diversa, c'è la necessità di avere una serie di soggetti che siano specializzati in meccatronica, quindi cambia completamente anche il tipo di struttura per la manutenzione dell'auto, e questa deve essere, come si può dire, sviluppata coerentemente con lo sviluppo dell'auto, perché è vero, le auto adesso ci sarà un notevole incremento negli acquisti, ci sarà un notevole incremento nell'installazione delle colonnine elettriche, ma bisogna anche mantenerle, quindi anche qui si apre un ambito di formazione e anche di realizzazione di posti di lavoro, insomma, sostanzialmente. Cosa succede? In Europa, perlomeno, allora partiamo da questo. Emoticon è un progetto europeo che si sviluppa nell'ambito del programma Spazio Alpino. Il programma Spazio Alpino è arrivato alla ormai quarta chiamata, ma insomma nell'ambito della terza chiamata, Veneto Strade è stato partner del progetto, dove il lead partner è rappresentato dalla ricerca del sistema energetico, che è un braccio operativo della regione Lombardia, che è qui rappresentato da Cristina Cavicchioli, che è il prossimo relatore, e nell'ambito di questo progetto Veneto Strade ha collaborato assieme con istituzioni e università provenienti da 5 paesi europei in modo tale da sviluppare, come si può dire, anche la conoscenza in termini dello sviluppo della mobilità elettrica. Due temi si possono toccare sostanzialmente. Il primo è, o meglio, abbiamo notato che la mobilità elettrica non si sviluppa per due motivazioni principali: il costo delle autovetture e l'infrastrutturazione. Allora, sul costo delle autovetture non potevamo dire niente, quindi è un tema che non abbiamo toccato. L'infrastrutturazione invece è il tema che è stato sviluppato nell'ambito di questo progetto europeo, e negli studi che abbiamo realizzato, questo progetto è iniziato nel novembre 2016 e è finito il giugno scorso. Abbiamo individuato il fatto che appunto queste colonnine elettriche sono rare, sono tipicamente private, non sono interoperabili, qui si parla di smart, eccetera, di colonnine intelligenti. Effettivamente, adesso io, come si può dire, amplio un attimo lo scenario, non è solo una questione legata al fatto di avere la colonnina su app, di capire come la pago, ma devo tener conto, noi abbiamo appunto realizzato questo progetto nell'ambito di 5 paesi europei, perché a questo progetto hanno collaborato istituzioni francesi, tedesche, slovene, austriache e italiane ovviamente, rappresentate da tutti i paesi delle regioni dell'Alto Alpino, che c'era il Piemonte, la Lombardia, il Veneto. Abbiamo rilevato che in questo ambito qui effettivamente non c'è una rete di rilevamento delle colonnine elettriche in modo tale da poter non solo come si può dire, individuare la colonnina dove è presente, dove è prenotabile sostanzialmente. Un problema è anche legato al fatto di come si paga. Io sono un francese, voglio andare, che ne so, in Slovenia, ho la necessità di partire da casa, posso anche individuare dove sono le colonnine elettriche, però per dire anche Busolini di Asco hanno la loro app. Io non posso pensare di poter avere un'app per ogni gestore di colonnine elettriche, insomma. Quindi un altro dei problemi che sono stati verificati sono questi, insomma, il fatto che non c'è un'interoperabilità dal punto di vista sia interattivo come individuazione delle colonnine, ma nemmeno dal punto di vista del pagamento. Allora, iniziamo. Cos'è Emoticon? È ovviamente un acronimo che sta per il Mobility International Strategy
Strategy for Interoperable Community Networking, è una strategia transnazionale per sviluppare la mobilità elettrica in una comunità, vedete, rete interoperabile, spazio alpino, perché ovviamente il programma è quello dello spazio alpino. È un progetto finanziato dalla terza chiamata, come vi dicevo, nel periodo della terza call, o meglio, le call si sviluppano nel settennio 2014-2020. Ci sono stati nell'ambito di questo progetto 15 partner provenienti da 5 paesi europei e 41 osservatori. Qual è l'obiettivo generale? Appunto era contribuire alla diffusione omogenea della mobilità elettrica in tutto lo spazio alpino, perché è evidentemente il nostro ambito di studio. L'idea era appunto di consentire senza soluzione di continuità l'utilizzo di veicoli elettrici, ovviamente sostenendo le amministrazioni pubbliche, perché nel caso nostro sono i nostri riferimenti principali, alla promozione di queste installazioni, di queste colonie. La strategia era basata sulle pratiche di interoperabilità, perché come dicevo non si può per ogni, vorrei dire, comune poter avere un provider diverso, magari un fornitore di energia diverso, che abbia un sistema diverso di prenotazione, oppure la si trova chiusa, oppure di pagamento, perché altrimenti diventa un ginepraio e la gente non si sposta più. Altro punto che è stato sviluppato è cercare di individuare una serie di riferimenti per la programmazione e la pianificazione di queste colonnine, perché qui si è parlato sempre di installarle, ma dove le mettiamo? Quali sono i posti migliori dove andarle ad installare? Qual è stato il risultato, insomma, sostanzialmente del progetto Emoticon? Ovviamente 5 paesi europei avevano 5 strategie diverse, avevano modi di vedere diversi, quindi già tra noi abbiamo dovuto scontrarci per riuscire a trovare una strategia che integrasse il modo di anche ragionare tra i vari paesi. Per esempio, una nota così, un attimo di colore. La certificazione amministrativa che abbiamo qua in Italia non si ritrova in Austria. In Austria ci sono lo Stato o i land e poi ci sono i comuni. Noi abbiamo le regioni, abbiamo le province, c'è il ministero, quindi anche il tipo di regolamentazione è diversa. Poi in Austria, per dire, certi comunelli proprio delle valli alpine più nascoste sono abbastanza autoreferenziali, pensano per se stessi e basta, quindi si fa fatica a promuovere un tipo di politica anche a livello nazionale, austriaco non ci pensiamo, a livello internazionale sostanzialmente. Quindi è stato questo tipo di cooperazione da parte dei vari paesi in modo tale da trovare una strategia che sia condivisa tra tutti e possa essere applicata in maniera generica. Cosa ne è uscito da questi studi che abbiamo realizzato? Ne è uscito il libro bianco, dove è stato rilevato lo stato dell'arte, dove sono state individuate le esigenze future anche per la pianificazione delle nuove colonie elettriche. E quindi si parte da un'analisi di stato di fatto per poi pervenire alle esigenze, individuando anche e confrontandosi con i vari stakeholder che abbiamo intervistato in varie occasioni, anche negli eventi pubblici che sono stati organizzati per l'occasione. Abbiamo tracciato delle linee guida perché, ripeto, il nostro riferimento sono sempre le amministrazioni pubbliche, sono le prime a dover essere promotrici dell'installazione attraverso gli strumenti urbanistici che hanno. Ci sono dei piani urbani della mobilità, ci sono i piani urbani della mobilità sostenibile, magari la sostenibilità è dettata anche dal fatto che si possa individuare delle localizzazioni o comunque dei criteri per i quali individuare delle localizzazioni delle colonie elettriche. I cinema piuttosto che, appunto, si parlava dei supermercati prima o comunque i centri commerciali. Qual è stato il contributo di Veneto Strade in tutto quanto questo progetto? È stato un contributo generale, però soprattutto abbiamo lavorato su due ambiti che si chiamano, come si può dire, tipicamente pilastri, insomma, di questo progetto. Il primo è i trail, il secondo è PNL. PNL è stato più che altro un contributo ed è legato alla formazione e alla diffusione
come si può dire, la diffusione del progetto e la formazione, insomma, dei soggetti che appartengono appunto alle pubbliche amministrazioni. I treni invece è dove noi abbiamo dato il maggior contributo. Come? Attraverso lo sviluppo abbiamo provato a sviluppare una piattaforma web che era appunto una piattaforma pilota in grado di interfacciarsi con dei database esistenti. Cosa abbiamo fatto inizialmente? Si parte sempre dallo stato di fatto, o meglio, abbiamo mappato tutto il Veneto rilevando quali sono le colonie di ricarica esistenti, quali sono anche lì pubbliche e private, interoperabili, in modo tale da poter sapere se sono libere, occupate, funzionanti, in manutenzione, in programmazione, quindi raccogliendo tutta una serie di informazioni in modo tale da poterle visualizzare attraverso un'app che non è l'app del fornitore, ma qui ci sono le colonnine di chiunque siamo riusciti a rilevare, probabilmente qualche colonia privata ci è sfuggita, però tanto per avere un'idea di qual è il parterre da quale partiamo. Qui ecco c'è un'immagine della piattaforma pilota, si vedono identificate le varie colonnine. Ogni colonnina è identificata perché cliccandoci sopra poi si può individuare se è una colonnina che funziona con energia green oppure con energia prodotta da altri sistemi, insomma, quindi a maggior ragione quelle green. Cliccando sopra si vede qual è la potenza della colonnina, quante prese ha, qual è la tipologia di presa. Fino adesso si è parlato di 22 kW che è tipicamente lo standard, però ci sono anche prese di potenza inferiore o anche di potenza superiore. Le supercharger di Tesla caricano un'auto in 20 minuti, hanno 150 kW e sono potentissime, però bisogna avere anche l'infrastruttura sotto, cioè non è solo la colonnina, ma se la rete elettrica non consente un'acquisizione di questo genere è chiaro che mi va in crisi anche il sistema. Esempio un po' sciocco, quando fa molto caldo tutti accendono il condizionatore e poi ci sono gli sbalzi di corrente, ci sono dei picchi, evidentemente potrebbe succedere la stessa cosa anche a livello di assorbimento di energia elettrica se non ti dovessi utilizzare le supercharger di questo genere. La piattaforma pilota che si voleva organizzare però non voleva essere semplicemente, come si può dire, basata sull'individuazione di dove sono le colonnine, se sono funzionanti e che tipo di caratteristiche hanno, ma si voleva proporre qualcosa di più. E allora noi siamo riusciti l'ingegner Padovampi di Energo Club è stato collaboratore e i dati sul Comune Conegliano che seguiranno, insomma adesso non sto lì a specificare esattamente cosa abbiamo rilevato, ma mi serve per identificare il tipo di lavoro, di studio che è stato realizzato. È stato collaboratore e quindi è fautore non secondario di questa analisi. Dicevo, volevamo realizzare un tipo di piattaforma che fosse, come si può dire, maggiormente propositiva rispetto alla sola individuazione di mi trovo in questo punto qui dove è la colonnina più vicina perché sono in riserva con l'energia. E quindi attraverso la nostra piattaforma che abbiamo realizzato, ripeto, è una piattaforma pilota ed è solo legata al Veneto, c'è anche la possibilità di come si può dire, organizzare dei viaggi. È vero che le autovetture hanno grosso modo un range di chilometraggio che ci consente di, non so, per dire da Mestre, dove risiedo io, andare a Verona, torno indietro, non mi serve la ricarica dell'auto. Però in alcuni casi magari uno ha l'auto scarica, parte comunque, gli consente di individuando un percorso di partenza e di arrivo, di vedere la diminuzione di energia e di vedere dove sono posizionate le colonnine elettriche in un range abbastanza limitato vicino al percorso che si intende eseguire per andare nel posto dove si deve andare, in modo tale da programmare questi tragitti sostanzialmente. Ecco qui. Altro tipo di informazione è legata a cosa c'è attorno alla colonnina elettrica, perché adesso noi siamo abituati, chi ha ovviamente, compreso il sottoscritto, un'auto endotermica, uno va al distributore, fa il carburante che necessita, se ne va via nel giro di qualche minuto.
La ricarica elettrica invece non è così immediata. Un'auto diciamo con una batteria di medie dimensioni con tipiche colonie da 22 kW ci impiega un'ora e mezza, 2 ore per ricaricarla per intero. E 1 per 2 ore cosa fa? E allora se le colonie elettriche sono identificate all'interno di un sito commerciale, magari va a fare le spese. In questo caso qui invece cosa succede? Nel caso in cui le colonie elettriche sono individuate in altre posizioni, l'importante è anche di capire come riesco a spendere questo tempo che ho a disposizione, e quindi sono state realizzate delle analisi di quali sono i punti di interesse all'intorno delle colonie elettriche. In questi casi sono i dati legati alle colonie stesse. Qual è l'obiettivo alla fine di questo progetto pilota? Come dicevo, l'implementazione di questa piattaforma web che è stata realizzata. Va bene, adesso nella piattaforma c'è la possibilità di entrare come 2 tipologie di utenti. La pubblica amministrazione avrebbe avuto una particolare possibilità di entrare per avere dei dati che l'utenza non necessita. Potenziale di centraline. Quello che dicevo prima è il famoso rilievo dei point of interest, o meglio, cosa c'è attorno a una colonia elettrica per poter, che ne so io, passare quel tempo necessario per ricaricare l'auto. Ecco, questo qua è l'esempio da home page della pagina pilota di Emoticon, dove uno, cliccando all'interno di questi bottoni, ha la possibilità appunto di identificare un tragitto, di identificare quante colonie elettriche, quali colonie elettriche sono disponibili e come trascorrere il tempo. Cosa si voleva raggiungere onestamente attraverso la piattaforma? Ripeto, mettere a disposizione dei comuni o comunque delle amministrazioni pubbliche le posizioni dei point of interest che si trovano all'interno o all'intorno di queste colonie elettriche, fornire le informazioni, che ne so io, c'è il museo, insomma cercare di promuovere anche l'utilizzo di queste colonnine in modo tale di definire un'attrattività della stessa. Per definire questo tipo di attrattività, questo qui è il rilievo a livello veneto di quanti comuni ci sono e la disponibilità dei punti di interesse. Ecco, questi sono i dati di Conegliano Veneto, che per semplicità, perché insomma bisogna trovare risiede da queste parti, l'abbiamo utilizzato come comune pilota all'interno di un progetto pilota. E quindi sono stati fatti dei rilevamenti di quante colonie sono a disposizione, dove sono localizzate e cosa c'è nell'intorno di queste colonie, in modo tale da dare una sorta di punteggio. Ecco, questa qui è la visualizzazione su Google Earth dove sono dislocate le colonie all'interno del comune di Conegliano Veneto, anzi del centro di Conegliano Veneto più che del comune. Anche qui abbiamo, attraverso alcuni indicatori, verificato le attrattività dei point of interest. Ci sono una serie di localizzazioni e quindi nei dintorni, perché qui si vede un 32 localizzazioni possibili di colonie elettriche che consentirebbero all'utenza di poter trascorrere quel tempo in maniera confortevole. Anche qui si vede il rilievo delle persistenze. Questa qui è un'altra mappa che fa parte della piattaforma di Vendostrade. Ecco, qui sono dei dati che ci ha fornito sempre il Padova, o meglio, le prospettive future. Nel 2018 si vede che le auto elettriche circolanti a livello nazionale erano circa 25.000, nel 2019 sono diventate un numero circa doppio, e poi il trend che ci si aspetta di evoluzione dell'auto elettrica. Lo stesso vale per il trend evolutivo delle stazioni di carica, le quali necessitano necessariamente, perché altrimenti rimane un problema. Rimane questo vulnus in cui si sviluppa la vendita delle auto elettriche ma non quelle delle colonnine, quindi uno non riesce a ricaricarle se non da casa. Altri dati del comune pilota, insomma mi pare che sto andando un po' lungo, quindi vi risalto, comunque insomma sono dettati a rilievi. Qui anche qui l'indice di attrattività legati ai vari location in cui potrebbero essere state installate le colonnine. C'è la strumentazione urbanistica, perché vedete c'è il piano urbano di mobilità sostenibile, il piano urbano del traffico, lo strumento urbanistico e via discorrendo.
che sono gli strumenti in cui vorremmo interfacciarsi sostanzialmente per pianificare e programmare la localizzazione di queste nuove colonnine. E quindi anche le amministrazioni pubbliche devono avere il loro ruolo. Non mi serve solo Ascotrade che in quanto privato giustamente illuminato mi promuove l'installazione di queste colonnine, perché loro lo fanno per i soldi, insomma. Però le stesse amministrazioni potrebbero interfacciarsi con Ascotrade in questo caso in modo tale da implementare la diffusione. Tra l'altro in uno degli eventi che abbiamo svolto ultimamente, credo fosse l'evento finale, un rappresentante di Ascotrade ha detto una cosa interessantissima, o meglio che la loro politica era anche orientata a posizionare qualche colonia di ricarica in ambienti, diciamo, a fallimento di mercato, che sembra un po' contraddittorio, però effettivamente il comunello, un po' fuori dalle aree turistiche o comunque fuori dai centri nevralgici, può essere Treviso, piuttosto che Conegliano, Montebelluna, eccetera, uno abita in mezzo alle montagne, insomma non si compra l'auto elettrica perché non ha la possibilità di ricaricarla se non da casa. Il turista non arriva lì perché altrimenti non sa come ricaricare l'auto. Dall'altro lato invece il fornitore dice insomma a me non conviene, ma nell'ambito globale di tipo economico, come si può dire, i ricavi di altre colonnine elettriche probabilmente ripagano il posizionamento di queste colonnine, diciamo, a fallimento di mercato, dove il numero delle ricariche non pagano l'installazione, o perlomeno non sono così remunerative, però mi consente invece di avere una capillare diffusione di queste strutture per la ricarica elettrica in modo tale da diffondere anche la diffusione della mobilità. La piattaforma pilota, insomma, ha dimostrato che ci sarebbe la necessità di implementare questo tipo di database. Non partiranno probabilmente dalla piattaforma pilota sviluppata da Veneto Strade, però a livello ministeriale si sta ragionando di realizzare quella che per gli esperti si è chiamata PUN, ovvero piattaforma unica nazionale, ed è in discussione in questi mesi, insomma, il modo di come farlo. Insomma, non entro anche, perché non è il mio ambiente, nell'ambito di aspetti di tipo informatico, però anche a livello nazionale, a livello ministeriale si inizia a ragionare sulla avere una piattaforma unica che individui dove sono le colonnine, sono interoperabili, come si paga e via discorrendo, e non è secondaria la questione. Dove stiamo andando? Chiudo, ho finito. Dove stiamo andando? Stiamo andando, in questi giorni c'è dal 12 al 22 di settembre il Salone di Francoforte. Questi sono degli articoli che ho trovato sui giornali. Il Salone di Francoforte 2019, tutte le novità elettriche, il Salone di Francoforte, l'invasione delle auto elettriche, novità elettriche di Francoforte, caratteristiche e via discorrendo. Il futuro è elettrico, lo dice anche il nome di questo workshop, e quindi tutte le case, queste sono delle foto che ho preso. A proposito, cos'è, e qui mi ricollego all'inizio, cos'è un'auto elettrica? È una batteria con delle ruote sostanzialmente, quindi necessita la formazione di un altro tipo di meccanici, perché il tipo di struttura dell'auto è completamente diversa, e il tipo di manutenzione necessaria è completamente diversa. Non sto qua a discutere della segnaletica perché è stato fatto. Tutte le case automobilistiche stanno presentando in questo salone di Francoforte, ripeto, queste qua sono delle foto che ho tratto dal sito esattamente ieri, del salone, c'è BMW, c'è Porsche, vedete, Opel, cioè ogni casa automobilistica sta presentando la propria, intanto, auto elettrica. Poi non so se Renault riesca a promuovere una propria auto a costo contenuto, però l'orientamento è questo. Poi se riuscite a permettervi questa, avete tornato alla mia schema. Chiusura ultima, proprio occhiosa. Dove andremo a finire? Il futuro di Emoticon sarà, mi auguro, con questa quarta call che è in corso adesso, sarà iSmart. Lo stesso gruppo, grosso modo, di soggetti che ha sviluppato il progetto Emoticon sta tentando di far partire un nuovo progetto europeo che si chiama appunto iSmart, che non è altro che una prosecuzione, però è legata più che altro a cosa? A realizzare degli studi legati
il trasporto pubblico locale sostanzialmente, quindi usciamo da quello che è l'ambito privato, e il trasporto dell'ultimo miglio, perché noi abbiamo sempre parlato di auto elettriche, però anche il trasporto pesante ha dei problemi. Si discuteva con dei produttori di furgoni, loro dicono solo per alzare e abbassare la sponda mi consuma quanto la batteria dell'auto, cioè del furgone, quindi probabilmente c'è la necessità di creare degli hub dove ci si sposta con dei mezzi a gas naturale liquido piuttosto che a idrogeno, e poi l'ultimo miglio lo si farà soprattutto nelle città, come si può dire, con un reticolo di strade abbastanza stretto, potrebbe essere Conegliano, la distribuzione delle merci attraverso dei mezzi piccoli ed elettrici, ed è appunto il famoso ultimo miglio. Signori, vi ringrazio per la pazienza e per il fatto che non era poi così preparato, perché tutte le volte mi sono ingarbugliato, tranne. Grazie. L'ultimo intervento di Cristina Chiavicchioli, sapevo sbagliare l'accento, di RSE su scenari futuri di elettromobilità quando arriverà la smart grid. Chiedo. No, lei ha diritto a tutto lo spazio che le è stato promesso. Rispetto al pubblico. Ci mancherebbe altro, però appunto. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori per avermi invitato. Sono Cavicchioli di RSE e volevo due obiettivi nel mio studio. Stare nel tempo che mi è stato assegnato e cercare di rispondere alla domanda da $1 milione che c'è nel titolo che mi è stato gentilmente fornito. Così almeno un buon 50%, 500.000 euro mi porta a casa. Esatto. Allora, mi proponete di guardare il futuro, io vi propongo rapidamente un viaggio nel tempo che parte però dal passato. RSE, come già stato detto, è una società del gruppo GSE che è dedicata alla ricerca, lavora su progetti sia nazionali di ricerca che europei, come il progetto Emoticon, Speriamo in Smart, che è stato citato dal collega d'avventura Vescovo, e cerchiamo di rispondere con robustezza, valutazioni robuste, scientificamente corrette, terziarietà e con una visione di sistema a varie problematiche inerenti al sistema energetico. Cerchiamo di dare delle risposte ai decisori nazionali, supportare le pubbliche amministrazioni e di fatto fornire un servizio all'utente finale. Ci siamo occupati da sempre, diciamo, di energia elettrica, abbiamo nell'ultimo decennio ampliato le nostre competenze a tutto il settore energetico e anche alla mobilità elettrica. All'inizio col principale vincolo di comprendere quale poteva essere l'impatto sul sistema elettroenergetico, un'ampia diffusione della mobilità elettrica, e di fatto sviluppare quelli che possono essere i fattori abilitanti a questo tipo di mobilità. Diciamo che più recentemente le sfide internazionali hanno portato a vedere un nostro forte contributo agli atti nazionali tipo il PNIEC, piuttosto che lo sviluppo della strategia energetica nazionale, e all'interno di questi abbiamo ragionato con elementi di competenza tecnica proprio per supportare il policy maker nell'esprimere appunto delle strategie nazionali su dati tecnici di una certa sicurezza. Il percorso che volevo proporvi, visto che ci occupiamo da prima del 2009 di mobilità elettrica, era proprio quello di fare un confronto 2009-2019, un percorso che è stato condiviso, oltre appunto che da noi, anche dal mondo industriale, delle utilities, delle istituzioni, sicuramente, lasciatemi dire, non in modo così efficiente come è stato fatto all'estero, perché io mi ricordo che nel 2009 partecipavo a una calata a Milano presso il consolato tedesco, anzi la Camera di Commercio tedesca, che presentava già le aziende tedesche come
una rete molto efficace che forniva prodotti e soluzioni già integrati nel 2009. Noi iniziamo ad arrivarci oggi, 10 anni dopo. Purtroppo non c'è stata una capacità di far sistema e diciamo, abbiamo in parte dovuto subire un certo grado di invasione, ma vediamo che, bando al pessimismo, comunque con questa rapidissima carrellata che vi voglio proporre, anche solo riguardo al numero di veicoli che sono circolanti, che erano circolanti nel 2009, 62 veicoli elettrici, per lo più si parlava di retrofit, potenze ed energia della batteria estremamente modesti e prezzi d'acquisto stellari. Nel 2019 per i veicoli la situazione è cambiata di qualche ordine di grandezza. I modelli sono di più, la potenza delle batterie, l'energia che possono fornire, quindi l'autonomia di percorso che possono garantire è sicuramente superiore, e il prezzo continua a rimanere un elemento, un fattore limitante alla diffusione. Su questo siamo d'accordo. L'infrastruttura di ricarica, che riteniamo sia un altro potente elemento, un'altra potente barriera, ha comunque migliorato in questi 10 anni. Da poche decine di colonnine del 2009 con potenza estremamente limitata, sugli standard hardware non parliamone nel 2009, l'intelligenza e la connettività nel 2009 era praticamente nulla e un'accessibilità estremamente limitata. La situazione nel 2019 non è rosea forse come in altri paesi, non è così organizzata a rete con piattaforme come in altre nazioni. Di fatto un enorme salto in 10 anni è stato fatto, vedete, dalla potenza al numero dei punti di ricarica. Di fatto l'hardware ha uno standard univoco e si stanno sviluppando dei modelli di business estremamente variegati, ma con una coerenza di insieme, e l'interoperabilità e il roaming sta diventando una delle soluzioni chiave per l'accesso al veicolo. Ma veniamo a quello che è anche un aspetto che appunto sul quale poi sono stata chiamata ad intervenire, che è l'interazione dei punti di ricarica per i veicoli elettrici con il sistema energetico. Di fatto nel 2009 la situazione era, diciamo, lo sviluppo della mobilità elettrica era vista dal sistema elettrico come una minaccia e c'era una forte preoccupazione, si parlava di costruire nuove centrali, la penetrazione delle rinnovabili non era ancora così diciamo sviluppata come oggi, e c'erano parecchi dubbi anche sulla validità ambientale di quello che era la soluzione della mobilità elettrica. Noi al nostro interno abbiamo sviluppato un'analisi di LCA, come vi farò vedere dopo, di estrema precisione, confrontando i veicoli a diciamo, alimentati diversamente, e possiamo dire che conoscendo esattamente la formazione del kilowattora e dell'impatto in termini di life cycle assessment del kilowattora italiano, non parlando il kilowattora medio mondiale, possiamo dire che l'impatto è sicuramente a vantaggio del veicolo elettrico, che ne dicano anche autorevoli esponenti di case automobilistiche. Come dicevo, al 2019 la situazione, la percezione da parte dello stesso sistema energetico nazionale è cambiata, è vista come un'opportunità. Tra poco vi spiegherò nel dettaglio in che termini. In particolare si vede il sistema elettrico è cambiato parecchio, una penetrazione molto forte delle fonti rinnovabili non programmabili. Il sistema elettrico ha bisogno di alcuni servizi che prima svolgevano le centrali convenzionali e che adesso possono essere forniti appunto anche dai veicoli elettrici non in funzione, collegati alla rete potenzialmente per ricaricarsi
vedremo che oltre a ricaricarsi possono fornire dei servizi alla rete che possono essere remunerativi. E comunque nel 2019, anche facendo seguito a quello che è il quadro internazionale, la decarbonizzazione del settore trasporti è un elemento chiave e la mobilità elettrica è uno degli elementi che può dare un contributo importante, e a livello internazionale questo è il quadro. Vi dicevo, noi cerchiamo di contribuire realizzando degli strumenti di analisi che abbiano una forte base tecnica, però abbiano anche un approccio di sistema. Quello che abbiamo realizzato e stiamo realizzando sono scenari e impatti almeno al 2030, se non più avanti, e scenari ne abbiamo a disposizione in ambito internazionale e anche nazionale diversi. Di fatto noi li colleghiamo anche agli scenari energetici che il nostro Paese intende realizzare. Come vi dicevo, non trascuriamo, anzi alla base di tutto c'è un'analisi del valore ambientale di sostenibilità che abbiamo quantificato e continuiamo a monitorare in termini di life cycle assessment, e quale può essere l'impatto sull'ambiente, anche sull'inquinamento atmosferico. Ecco, per questo ringrazio anche gli oratori precedenti che hanno toccato tanti temi che avrei voluto citare anch'io, ma che sono già stati proposti, per cui come dire, cerco di arrivare alla fine della presentazione in modo più veloce, considerando che appunto già a partire dall'ingegner Padovan stamattina certi spunti sono già stati presentati all'uditorio, per poi appunto arrivare a dei modelli di mobilità che comprendano un sistema di trasporto estremamente complesso e completo. Come ricordava prima l'ingegner Vescovo, non abbiamo solo la mobilità privata. La mobilità, quando si parla di mobilità elettrica, in questo caso comunque con combustibili alternativi, dobbiamo considerare una completezza di sistemi di trasporto, tra i quali l'ultimo miglio, ma anche il trasporto pubblico. E da qui appunto anche il nostro interesse a sviluppare sia a livello nazionale che internazionale dei progetti che vedano e supportino l'amministratore pubblico, oltre che gli operatori privati, a dialogare con dei modelli di interazione vincenti, vedendo appunto, confrontando e dialogando anche con le esperienze di altri paesi. Come vi dicevo, facciamo scenari che talvolta sono best case, ma talvolta sono anche worst case, nel senso che per esempio per valutare quale poteva essere l'impatto sulla produzione e sulla rete elettrica, abbiamo ipotizzato un importante inserimento di auto elettriche nello scenario italiano, e con ben 10 milioni di veicoli elettrici, quasi il doppio appunto di scenari medi che poi sono stati presi in considerazione anche all'interno della strategia energetica e del piano PNIEC a livello nazionale, proprio perché abbiamo voluto spingere, come dire, essere ottimisti e vedere una forte diffusione della mobilità elettrica, per vedere che impatto questo avrebbe potuto avere sul sistema energetico. Come vedete il risultato è di avere una domanda, appunto 10 milioni di auto elettriche prevederebbe un 19% terawattora in più di domanda di energia a livello nazionale, che solo rappresenta questo il 5% in più del fabbisogno complessivo. Quindi in termini di, diciamo, quando prima vi accennavo che 10 anni fa era vista come una minaccia la mobilità elettrica, e si diceva, i detrattori dicevano dobbiamo riaccendere le centrali a carbone per far funzionare
i veicoli elettrici non è vero, a parte che appunto adesso le centrali convenzionali vengono usate sempre meno, lo sviluppo di ecco, in questo grafico si vede la differenza di evoluzione nel tempo sia con che senza veicoli elettrici. Come dicevo, si parla di fonti rinnovabili principalmente per la mobilità elettrica, anche perché è questo che chiede l'utente finale. Come questa è un grafico preso dal piano nazionale PNIEC, che è il piano di sviluppo delle energie rinnovabili, e come vedete il fotovoltaico sicuramente è la fonte che ha un'ipotesi di sviluppo maggiore, seguita dall'eolico, sul quale però forse qualche dubbio su alcuni numeri, cioè un po' di cautela forse è da utilizzare. Ma andiamo a vedere, diciamo, la produzione energetica non è ritenuta, incrementarla di un 5%, abbiamo già centrali che vanno convenzionali che vanno a poco, aumenteremo la produzione rinnovabile sicuramente, la produzione elettrica non è un problema per il sistema elettrico, per supportare la ricarica dei veicoli, ma vediamo quali possono essere gli scenari di fatto sulla rete. Di fatto diciamo, la rete, in particolare i trasformatori, sono dimensionati in modo da come dire, supportare quelli che sono i picchi di domanda. Qui nel grafico riporto la curva appunto di massimo del trasformatore in color rosso e la tipica ricarica nell'arco delle 24 ore, cioè la curva di carico, la domanda energetica che viene richiesta nella zona servita dal trasformatore. E quello che può succedere è che se al di là, diciamo, della produzione, cioè di energia elettrica che può essere a disposizione, se come dire, il mio trasformatore riesce a sopportare un inserimento massiccio di ricarica nella zona da lui servita. E riporto in questo grafico, come potete vedere, nella zona in rosa, sotto la curva rossa, il fatto che una ricarica non controllata, di fatto di un uso massiccio di veicoli elettrici, abbiamo fatto una simulazione su diversi trasformatori, per esempio in una zona di Milano, avrebbe potuto portare a un superamento dell'energia fornibile dal trasformatore. Quello che invece può essere fatto, e qui mi ricollego al titolo della mia presentazione, è gestire le ricariche in modo intelligente, e questo controllo delle ricariche in modo intelligente può ricondurre sotto, diciamo, quella che è la potenza, quindi non richiedere un intervento di potenziamento della linea di distribuzione dell'energia elettrica, e come vedremo anche con dei vantaggi per tutta una serie invece di servizi di cui il sistema elettrico ha necessità. Abbiamo fatto, come vi dicevo, delle simulazioni per delle aree che riteniamo particolarmente critiche. Una di queste aree è una città, in quanto abbiamo una densità di uso dell'energia notevole, sia per la parte industriale che per la parte residenziale e terziario, diciamo, avere dei punti di ricarica tanti lenti o anche pochi veloci possono mettere in crisi la cabina di trasformazione, proprio perché diventa difficile diciamo,
diciamo, si supera quello che è il limite. Quindi in questo caso diciamo, la criticità prevederebbe facilmente la necessità di interventi strutturali. Analogamente in zone rurali turistiche dove c'è una forte differenza di popolazione per periodo turistico e non turistico, quindi una forte differenza di consumi energetici da una stagione all'altra, anche qui la rete che è stata dimensionata per una popolazione più esigua o comunque per sopperire a una presenza turistica essenzialmente che ha usi residenziali, con l'inserimento appunto della ricarica dei veicoli elettrici in taluni casi, un po' di casi che abbiamo preso in esame, potrebbe andare in crisi. Quindi diciamo che le zone urbane, le zone remote turistiche, soprattutto come dire, in punti della rete diciamo terminali non particolarmente vicini a dorsali, potrebbero andare in crisi, e una risposta a queste crisi potrebbe essere l'intervento sia sui trasformatori ma anche inserire degli accumuli. Comunque ecco, gli impatti sul sistema elettrico possiamo dire che sono legati alla rete di distribuzione e in casi specifici, quindi diciamo abbiamo ridimensionato il sistema energetico, non va in crisi per questo. Ma vediamo, dicevamo, il contributo delle smart grid. Una smart grid è stato già in precedenza accennato, di fatto è un coniugare quelle che sono le reti di informazioni con le reti energetiche, in modo da gestire in modo intelligente la rete stessa, e questo può migliorare, permette una decentralizzazione sia della produzione che del trasferimento dell'energia, che in parecchi punti della rete può avere una doppia direzione, non è più centrica rispetto a un punto di produzione, ma appunto come riporta il nome stesso, è una griglia dove l'energia fluisce in modo intelligente ma anche soprattutto bidirezionale, dove il consumatore non è più solo consumatore, non si parla più ma di prosumer, cioè consumo ma sono anche produttore, e di fatto diciamo l'ICT garantisce un miglioramento sia dell'affidabilità che della sicurezza e dell'efficienza del sistema. Ho riportato una definizione che è quella del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, perché ritenevo fosse abbastanza chiara. I sistemi di controllo che dicevamo permettono sicuramente di incrementare di almeno 10 volte il numero di veicoli elettrici che possono essere ricaricati nella stessa area servita dal trasformatore. Quindi diciamo, quando vi facevo vedere in precedenza la curva che superava l'energia fornita dal trasformatore, di fatto qui abbiamo la possibilità con la smart grid di ricondurre appunto di servire un numero molto più elevato ragionando in termini smart. Ma che cos'è che sta cambiando? Diciamo che negli ultimi 10 anni, come vedevamo prima, è cambiato il parco di produzione del sistema elettrico, energetico e elettrico in particolare, e se dobbiamo guardare avanti guardiamo e vediamo cosa abbiamo promesso in termini di energia e di potenza. Di fatto la penetrazione delle rinnovabili è in gran parte legata a rinnovabili non programmabili e intermittenti, che vengono ad essere particolarmente utili nelle domande di picco. Ma il sistema elettrico non ha bisogno solo di energia. Una variabile molto importante è avere dei servizi di flessibilità. Perché? Perché il sistema elettrico è un gioco molto veloce, molto pericoloso, nel quale la domanda e l'offerta devono sempre rimanere in equilibrio, non solo in
che di frequenza. Serve flessibilità, e questa flessibilità può essere fornita da una serie di soggetti che, come dicevamo, possono essere l'idrogeno, possono essere i sistemi di accumulo, può essere anche la mobilità elettrica, perché come forse diceva Vescovo prima, o qualcun altro oratore, di fatto è una batteria, un accumulo con ruote, un veicolo elettrico. Quando non è utilizzato, di queste ruote possiamo anche dimenticarcene. Per cui, diciamo, in questo senso io ritengo di essere estremamente positiva sul fatto che le smart grid, che come dire, di per sé non si autopromuovono, stanno per diventare secondo me un elemento estremamente interessante, perché il sistema elettrico stesso ha bisogno di utilizzare un sistema smart per acquisire una serie di servizi che gli sono utili. Quindi cosa vediamo? Vediamo il sorgere, e anche, diciamo, quella che è l'assetto normativo a livello nazionale sta cambiando per permettere, sono in corso sperimentazioni, una di queste è proprio partita 6 mesi fa in RSE in collaborazione con Enelix e con Nissan, per sperimentare e verificare la fattibilità e quali sono i limiti e vincoli del servizio vehicle to grid, cioè veicolo che fa servizi alla rete. Diciamo, per il quale appunto le batterie delle automobili sono un accumulo energetico distribuito che viene aggregato. È chiaro che un singolo veicolo elettrico non può essere gestito di per sé. Di fatto quello che stiamo appunto sperimentando e valutando insieme ai nostri partner è proprio quello di vedere quali sono le necessità in termini di aggregazione, tipo se a livello condominiale, di flotte aziendali, avere, come dire, una massa critica che possa essere spendibile da parte di un aggregatore in termini di servizi di flessibilità. Tipicamente già adesso aziende appunto stanno già svolgendo queste azioni di supporto alla rete, aziende che fino a ieri erano semplici consumatori di energia elettrica e di fatto diciamo, vengono remunerate per questo servizio. Quindi quello che potrebbe essere è un avvicinamento alla gratuità di quello che può essere l'energia acquisita e in cambio di servizi che vengono proposti alla rete. Comunque, ecco, prima era stato detto che è giusto che chi consuma paghi, sottoscrivo, però bisogna anche fornire un modo di pagare che sia come dire, intelligente. La gratuità adesso di tanti operatori è legata al fatto che talora è più complicato trovare un modo economico, utile ed efficace per far pagare l'utente rispetto a non farlo pagare. Ecco, ho finito, veramente l'ultimo. Ecco, quello che volevo dire in questa slide, non sto a pigliarvi ulteriormente, anche perché mi sa che sono andata lunga, circa. Grazie per avermi sopportato fino a qui. Era che di fatto, se guardate i numeri riportati in questa slide, di fatto la necessità di flessibilità di servizi richiesti dal sistema verrebbero quasi completamente svolti dalla mobilità elettrica. Non riteniamo che questo sia la soluzione, che tutti i veicoli elettrici serviranno al sistema elettrico, però se anche solo una quota parte di questi fosse messa in rete opportunamente, vediamo che il futuro di un sistema elettrico verde per l'Italia vedrebbe risolti molti problemi. Quindi concludo con un po' di positività. Per me l'attesa delle smart grid e dello smart charging è completata, sta arrivando. Vi ringrazio per l'attenzione. No, anzi, io adesso il programma prevede domande eventuali dei partecipanti, chiarimenti, così, e le conclusioni e saluti finali. Comincio io, per chi vuole.
C'è una slide, posso chiederle di tornare indietro, quella con gli scenari, giallo, verde, rosso. Quelli delle rinnovabili? No, quello. Questo. Giallo e rosso sono in crescita, immagino sia scenario migliore, scenario intermedio. No, quello era il contributo dei veicoli. Sì, no, ha ragione. Quello verde ha un picco e poi discende. È il fallimento cioè è un'ipotesi di, diciamo, di non superamento delle barriere. Delle barriere, ok. Quindi come dire, è una morte fredda dello scenario peggiore. quindi viene comunque considerato, anche se in realtà si sa che insomma è una strada diciamo che è stata intrapresa. Nello scenario, questo era uno scenario fatto 5 anni fa, che abbiamo mantenuto valido perché sottostà a dei numeri di sviluppo probabile di ciascuna tecnologia di produzione energetica e di mercato per quello che riguarda i veicoli elettrici, che è stata appunto aggiornata al 2017. Quello che volevo dire era che all'interno del piano nazionale clima e ambiente, nella strategia nazionale, di fatto ci siamo posizionati a vedere nel 2030 un numero di veicoli che è poco inferiore ai 6 milioni. Quindi diciamo, noi abbiamo comunque considerato nelle elaborazioni lo scenario peggiore, perché volevamo valutare quello che poteva essere il più forte impatto. Però diciamo, rispetto a questi scenari, arrivati ad oggi, diciamo, ci stiamo orientando siamo in mezzo tra il giallo e il rosso. Diciamo. Sembra scongiurato il verde. Posso sentire buongiorno, volevo chiedere Prego di presentarsi con nome e cognome. sì, Gianni Gobbi, sono un ex insegnante, sono un ex amministratore di stabili, per cui queste problematiche le ho sempre toccate. Poi sono un gran amico di Gianfranco, che mi parla spesso di tutte queste problematiche. E volevo chiedere, a livello mondiale, penso che siano state fatte delle esperienze. Allora, si parlava della Norvegia prima. Io ho visto tempo fa una trasmissione sul Costa Rica, che sembra che sia la nazione al mondo che è riuscita a integrare, a lavorare con le energie rinnovabili. Ecco, non so se ha avuto modo di vedere questo servizio eccezionale, con una università che richiama da tutto il mondo i giovani che vogliono contribuire a portare avanti tutte queste problematiche. Ecco, una cosa eccezionale, bellissima. Volevo chiedere, ma c'è la possibilità di recuperare i 9 anni, siamo rimasti indietro 10 anni dalle altre nazioni? Cioè, da un lato abbiamo perso questo tempo, ma dall'altro non andiamo a scoprire l'acqua calda. Poi un'altra osservazione era: è mai possibile che a livello nazionale il problema di avere una segnaletica comune, no, ma cioè sono cose veramente che fanno allibire. Noi abbiamo 5.000 e tanti comuni in Italia. Provate a pensare se ogni comune, come succede per il catasto, per tutte le normative, no, a parte questa iniziativa, che cosa può capitare? Mafia, per capirci, perché ognuno poi cerca di fare, di brigare. Allora, la cosa più importante, ecco, mi rivolgo anche al professore del UAV, che conosco bene, io ho fatto economia e commercio, conosco bene anche tutto l'ambiente di architettura. Quindi se non si lavora su queste cose inizialmente, viene fuori il caos. Ecco.
Quindi volevo avere qualche informazione su queste tematiche. Ecco, ultima cosa, i comuni, se i sindaci e chi ci amministra non partecipa, non viene, non ascolta, non osserva, dove andiamo a finire? Cioè, proviamo a pensare a un comune che diventa un autoproduttore. Io ho sentito con piacere che si può produrre l'energia, venderla. Allora chi è che blocca queste cose? I cittadini, quando sono informati, rispondono. Io ad esempio quando amministravo gli stabili era il tempo in cui si facevano i riscaldamenti autonomi. Il massimo era passare, no, dal 3,5 al gasolio, passare, ecco, è andato bene, adesso si sta tornando indietro per tante cose. Comunque è un problema sempre di conoscenza, di informazione. Ecco, mi fermo al discorso anche sulle scuole. I ragazzini, i bambini, quando si parla di queste cose sono interessanti, sono sempre, ecco, quindi queste sono alcune cose, sono le osservazioni che volevo fare. Grazie. Posso iniziare a rispondere io? Allora, non voglio aver messo nel pubblico troppo pessimismo sul fatto che comunque altre nazioni sono sicuramente più avanti di noi, soprattutto nell'elemento di fare rete. Questo io ritengo che sia un problema che vada al di là della mobilità elettrica, che sia legato un po' al nostro fare industria, fare impresa, fare come cittadinanza, diciamo, italiana. I nostri punti di forza sono la genialità singola, la piccola media impresa che è un'idea vincente, ma nel momento in cui viene richiesto di fare rete, la struttura ha difficoltà a supportare questi elementi di eccellenza. Lo si vede secondo me in tanti campi e la nostra storia, diciamo, se partiamo dagli anni 60, le grandissime che ci vedevano in posizione vincente in diversi settori della produzione industriale, diciamo, è lastricato di delusioni, diciamo, un po' la nostra storia. Chiaro che adesso abbiamo una sensibilità diversa e, come lei ci stava dicendo, a questo punto, visto che arriviamo dopo, almeno possiamo anche copiare dagli altri. Su questo sono perfettamente d'accordo. Io le dico, sull'elemento infrastrutturazione, dove appunto anche con i vari colleghi di Veneto Strade, eccetera, abbiamo cercato di lavorare anche a livello europeo, ci siamo confrontati e abbiamo visto che siamo indietro. Abbiamo visto che era un elemento vincente anche far dialogare le pubbliche amministrazioni con pubbliche amministrazioni di altre nazioni, perché le best practice, quello che funziona di là potrebbe funzionare anche da noi, quindi tante volte, diciamo, le soluzioni vanno portate non solo nell'ambito dell'iniziativa privata, che sicuramente è più veloce e più capace di cogliere diciamo, quelli che possono essere gli stimoli positivi che ci sono oltre Alpe, ma anche portarli a conoscenza della pubblica amministrazione, perché non è il problema che la pubblica amministrazione deve gestire, essere proprietaria per esempio di punti di ricarica, ma deve creare le condizioni perché una rete fatta bene, interoperabile, che garantisca l'accesso a chiunque, eccetera, 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 con certi requisiti di qualità, sia realizzata nel proprio territorio e che soddisfi le necessità di movimento di chi viene da fuori, di chi viene e ha altri standard che, diciamo, deve essere facilitato. In questo senso, anche sul discorso della segnaletica, stiamo lottando in modo che a livello non solo italiano ma a livello europeo ci sia una simbologia unica, in modo che appunto il turista che arriva trovi la centralina. È capitato anche a me girare in una piazza al buio, un poco illuminata, e cercare la centralina sapendo che appunto mi veniva detto che era in quella piazza. Non è sempre banale, l'essere riconoscibili e essere su una piattaforma che sia accessibile a tutti, sono tanti gli elementi che fanno da collo di bottiglia per la diffusione dell'auto elettrica. Io sono proprietario di un'auto a metano e anche lì devo dire, diciamo,
l'ansia dal carica non è banale, non è sempre no, PD metano, ce l'ha, almeno lì c'è, almeno difatti il metano è più avanti, ma perché il metano certo ti dice tutto, per il ecco, ma qui voglio arrivare alla fine della mia risposta, è che molto spesso, non per citare sempre luoghi comuni, però è il livello nazionale che fa da freno sul discorso punti di ricarica. Io ho constatato, avendo nel progetto europeo, avendo dialogato direttamente col Ministero, che le regioni hanno una capacità propulsiva, una volontà di portare i propri territori a un livello di operatività notevole, soprattutto nel bacino padano, quello che è l'amministrazione centrale, per tutta una serie di problematiche di gestione, arranca e fatica a dare uno standard, anche se previsto per esempio dal PNIRE ormai dal 2015 l'esistenza per esempio di una piattaforma unica nazionale a cui un utente può collegarsi e vedere lo stato la localizzazione e lo stato delle centraline, per cui è un luogo comune, però in questo caso abbiamo toccato con mano che più si sale, più la capacità di stare dietro a uno sviluppo forse anche seppur lento e in ritardo rispetto agli altri paesi è comunque veloce. Bene, sulla formazione ci sono due ambiti della formazione che possono essere anche documentati qui. Noi abbiamo il direttore del corso di laurea di architettura che è il professor Massimo Rossetti, che potrebbe benissimo dire se all'interno dell'università è previsto qualche corso specifico sulla mobilità o elettromobilità. Sì, ci sono i corsi di trasporti inseriti all'interno dei corsi. Io sono direttore di uno dei corsi di laurea di triennale. Uno di quelli che adesso sono state con la riorganizzazione degli ultimi mesi, insomma di quelli partiti un po' di anni fa, che adesso tra un paio di anni chiuderà, ne abbiamo aperto uno nuovo quest'anno. Ci sono i corsi di trasporti, sono previsti sia la triennale che la magistrale, in alcuni casi sono integrati in laboratori di progettazione, per cui chi fa un progetto ad esempio su scala urbana prevede l'aspetto di urbanizzazione e anche di infrastrutture. Alcuni docenti si occupano anche di mobilità elettrica, quindi si occupano anche, sanno quello che devono per competenze personali, scientifiche, devono sapere per quello che riguarda la ricerca sul settore elettrico, anche il settore del design. Allora io c'è anche il corso di laurea in design, si occupa di, ad esempio, trasporti elettrici, ovviamente non l'automobile o lo scooter, ma magari gli oggetti più di tipo domestico. Quindi sì, la risposta è sì, si sta entrando, chiaramente non ha il livello di avanzamento che ha un centro di ricerca o un'industria, però comunque è entrato come tema all'interno della cosa. Sulla domanda riusciamo a recuperare i 9 anni. Allora, io personalmente non ho molte speranze. Allora sì, ho delle speranze, ma non parlo del sistema elettrico. Sul sistema elettrico mi hanno convinto, lo ero già abbastanza, però oggi sono più convinto. Parlo proprio sul fatto che in questo paese, vorrei dire non lo so perché, ma in realtà ho delle idee ben chiare, facciamo una fatica molto più grande di altri paesi, va bene, per promuovere attività che secondo me sono fondamentali, la ricerca e l'istruzione. A me dispiace doverlo dire, visto che ci lavoro in mezzo, però è un fatto, perché finché io vedo persone che esultano quando vedono le iscrizioni all'università in calo, che non è vero, perché siamo tornati a livelli di circa quasi 300.000 anni dopo che eravamo scesi
abbastanza sotto i 300.000, negli ultimi 3-4 anni stiamo risalendo. Questo è un bel segnale, secondo me, è un bellissimo segnale, però quando vedo che c'è una specie di ostacolo, c'è la diffidenza verso l'innovazione. Lavoro da 25 anni nel settore delle costruzioni, è un settore ad alta diffidenza, nel senso che prima di introdurre un'innovazione, voglia ne deve passare, figurarsi a livello diffuso, cioè proprio a livello proprio trasversale per tutta la popolazione, per tutta la collettività. Ecco, io lì non è che non ho speranze, so solo che secondo me noi per qualche motivo noi come sistema paese facciamo sempre tanta fatica. No, temo che non dipenda solo dalle leggi, anche dalle leggi, ma anche ecco, poi sì, un attimo che sulla formazione c'è, come dicevo, a parte diciamo l'università e la ricerca, ci sono anche gli interventi che vengono fatti nelle scuole, e qui potrei citare e potrei anche lanciare un video che è stato fatto proprio poco tempo fa, proprio per l'iniziativa di Confartigianato, con adesso lo vedete così vi rendete conto di qual è l'entusiasmo che riusciamo a trasmettere ai ragazzi delle scuole medie. Tra l'altro io poi qui, chiaramente una delle cose che manca, quanti di voi sono amministratori comunali? Quanti lavorano negli uffici pubblici? Guardate che è drammatico, non riusciamo a coinvolgere e motivare le persone. Noi abbiamo bisogno di persone appassionate a questo tema e quindi bisogna pensarci seriamente. Comunque, partiamo dai piccoli, poi penseremo anche ai grandi. È una forma qui le macchinine sono state costruite dai ragazzi con poco, partendo da un parallelepipedo di legno e con qualche indicazione su come fare poi queste automobiline per fare poi la gara. Velocissimo, per dare una spiegazione forse a quello che tutti si stanno chiedendo, perché l'Italia è indietro, no? Si è parlato di capacità di non fare sistema, no? Beh, allora, mentre invece paesi
lui ha citato la Costa Rica, però ci sono anche altri paesi tipo, non so, le Hawaii, che hanno reti intelligenti che funzionano, eccetera. E l'elemento qual è? È quello che non ci sono certe ricche e certe lobby. Perché quando si parla di colonnine che sono totalmente assenti in autostrada, il signor Marchionne, che non c'è più, diceva che l'auto elettrica era una puttanata, salvo dire poi alla fine che invece è una cosa interessante, e guarda caso 3 anni fa c'era un tale che si chiama Ernesto Ciora, che è il responsabile di ricerca e sviluppo dell'Enel, che diceva: noi abbiamo i soldi in mano dall'Europa per fare le colonnine nelle autostrade, ma chissà perché c'è un player che non è pronto, e quindi un player dell'auto che non è pronto, e quindi noi le colonnine non possiamo farle. Quindi quando si parla di reti intelligenti eccetera, io ho avuto modo di lavorarci per 3 anni, ho conosciuto anche Romano Ambrosi di RSE, insomma ci ho masticato dentro. La tecnologia c'è tutta, il problema qual è? È che ci sono certi interessi economici presenti, forti, che là dove sono presenti devono in qualche modo sopravvivere, spingono le scelte in certe direzioni e frenano più che possono certe innovazioni finché non sono in grado di cavalcare. Ma la tecnologia c'è tutto. Quando sento dire che metà della bolletta che paghiamo è per incentivi alle rinnovabili, no, non è proprio assolutamente vero, anche perché nelle rinnovabili 2/3 dei finanziamenti vanno a chi? Agli inceneritori che sono stati assimilati. Quindi finiamola di dire le cose. Purtroppo l'Italia, e io lo capisco perché fossi in Enel, voglio dire, ho la responsabilità di dipendenti, di famiglie eccetera, quindi devo trovare il modo di poter uscire. Il problema qual è? È che c'è una politica che è assolutamente asservita a questi sistemi e quindi non riesce a, da un lato, individuare la visione, la direzione che è chiara in tantissimi paesi. Come se ne esce? Qui io non ho fiducia nei partiti, nelle istituzioni eccetera. La rivoluzione parte dal basso, cioè uno adesso si fa l'impianto fotovoltaico, si mette 4 batterie sotto casa e con 10 kWh, il consumo medio di una famiglia italiana è di 10 kWh, con 3 kW in 3 ore te li fai, 3 ore qualcosa, e ti stacchi dalla rete. Perché non c'è altro modo? Perché se tu sei attaccato alla rete, sei attaccato a Enel, sei automaticamente con il collarino messo qui, più lungo, più stretto, più corto, però sei col collare al collo, quindi non ci sono altre vie. Io non mi aspetto di vedere rivoluzioni, diciamo, che partono da sistemi politici che sono chiaramente soggiogati a certe logiche. Lo abbiamo visto con i vaccini. L'Italia è la porta d'ingresso all'Europa, è arrivato un obbligo vaccinale, si parla di un'epidemia su persone di fascia di età dai 25, 30 anni, 40 anni, hanno messo l'obbligo sui bambini e l'hanno messo su tutto il territorio senza andare a guardare dove magari c'era l'epidemia. Quindi no, la logica è sempre quella, ci sono delle logiche. Grazie. Il suo messaggio è condivisibile nella maggior parte delle affermazioni. Bene, qui vi ringrazio tutti i partecipanti e do il benvenuto alla prossima, anzi l'arrivederci alla prossima edizione di EcoDay. Bene, grazie. Un attimo che passo. Chiudo ringraziando veramente tutti voi che storicamente siete rimasti qui fino a quest'ora. Grazie ancora. Per chi volesse le informazioni le trovate anche sul sito di EcoDay. Vi invito tutti per l'aperitivo giù nel nostro stand alla base della Granata